Ogni anno, anche questa mattina, iniziamo, visto che ci avviciniamo a Natale, a leggere le letterine. Sono arrivate all'Emporio Solidale, al Banco Solidale, per correttezza, perché bisogna dare dignità a queste persone che scrivono, che ringraziano. Vediamo cosa scrive questa. Il sentimento, il bene per voi è infinito. Avere tante cose buone 4 volte al mese c'è solo da dirvi grazie. E poi quando sono da voi è come sentirsi in famiglia. Alla signora Mirella e a tutto il Banco Solidale, grazie con il cuore per tutto quello che fate. Vi voglio bene, tanti auguri. Ecco, questa è una letterina, visto che avete visto il servizio, che i problemi che abbiamo all'interno del parco della provincia, che è un ente pubblico, ripeto, e non privato. Ringrazio tutti voi che mi avete aiutato, a me e alla mia famiglia, e vi volevo augurare un buon Natale. Guardate i bigliettini, guardate che diamo anche i bigliettini noi. E diciamo, se volete scrivere qualcosa senza nessun impegno, ne leggo un altro, non c'è 2 senza 3. Ecco, questo è l'alberello di Natale. Vi auguro un buon Natale e un felice anno 2025. Hanno fatto anche il disegnetto, questa è una bambina, un bambino. Questi sono i bravi bambini che abbiamo, questi sono. Adesso vorrei dire 2 parole su quello che è successo a Treviso, questo accoltellamento di questi giovanissimi, questi genitori disperati. Non riesco più a tenere mio figlio, mia figlia, non so più cosa fare, non ascoltano nessuno. Io dico che la prevenzione va fatta prima, quando tu guardi tuo figlio negli occhi, e devi metterti a confronto, devi guardarlo e capire cosa c'è che non va. E se lo guardi e vedi che hai fallito, non lo guardi, non ci parli e accantoni il problema. Finché questo ragazzo o ragazza a un certo punto non ne può più e dice vado da un'altra parte. E dietro l'angolo lo trova il nemico, che è la droga, che è il bere. Chi non lo sa, vi ricordate quando vi ho detto di quel fatto che mi è capitato sotto la loggia dei Cavalieri, di quelle 3 ragazzine strafatte appena uscite da scuola, che mi hanno insultato, ma io non ho avuto paura, problemi zero, anzi vuol dire che c'è il problema, è un problema grave. Le ho affrontate, ho chiamato chi di dovere, ma io mi sono accorta, fermandomi, che queste erano proprio strafatte prima di me. Chi è passato? Chi le ha viste? Da dove sono uscite? Chi sono queste ragazze? Nessuno si fermava, nessuno guardava, anzi vedevi che come avevano paura di 3 ragazzine che se avevano 15 anni erano tanti, e allora proprio non ci siamo, qualcuno non vuole vedere perché, come ripeto, vedere vuol dire confrontarsi, vuol dire capire che hai sbagliato qualcosa, sei fragile, fatti aiutare, visto che abbiamo le competenze per fare questo. Non possono dire che non c'è nessuno che aiuta. È che se tiri alla lunga, il famoso Mino Vo combatta che dice qua nel Veneto, ma se un fia su dei giri, asi in crisi, un fia esauria, stressata, se va da nessuna parte con loro, perché loro sono molto più in là di quello che pensate voi. Hanno superato la linea e nessuno li ferma, e loro continuano a superare. Tanto qual è il problema? Sono minorenne, cosa possono farmi? Anzi, vado sui social e sono il numero 1, perché loro vogliono essere i numeri 1. Questa è la verità, ma sono i numeri 1 nel percorso sbagliato, non in quello giusto. Quante cose potremmo far fare a questi ragazzi? Quante cose, se solo io li avevo avvisati i sindaci, pensate, e possono dirlo che avevo ragione. Li ho radunati quasi tutti come si chiama? Poi sono tanto arrabbiata, all'ippodromo di Treviso e Sant'Artemio. Sono venuti in tanti, eravamo più di 30. Gli ho detto guardate che se non fate squadra, vi mettete tutti assieme, cercate di fermare questi ragazzi, questi bambini, ma insieme, perché sono bambini. Ognuno è andato per conto suo, ognuno si è fatto il suo campanile. Io ho fatto questo, ma mai assieme, mai la squadra. Ma è la squadra che vince.
Avete sentito? Sono ragazzi che si spostano da paesi e arrivano in città o dalle città si spostano nei paesi. Perché non mi hanno ascoltato? Perché non hanno capito che forse, ma non perché Mirella è più brava, perché Mirella è una vita che è in mezzo a loro e li ascolta e loro si confidano con la Mirella e io so cosa fanno e cosa dicono. Non è la scuola del Mulino Bianco, non è vero, non c'è la famiglia del Mulino Bianco, non è vero, sono pochissime, ce ne sono, ma ce ne sono altre che non si rendono conto del pericolo che incombe su di loro, ma rovinano la famiglia, i ragazzi e anche noi, perché poi i danni li paghiamo noi, tutta la comunità, che ha paura di uscire, che ha paura di incontrare il diverso. Avete sentito Nadia? Cosa ha detto? Fuori dall'ospedale ho sentito zietti, ho preso paura. Forse non sarebbe il caso di fare le visite a quell'ora. L'ha detto Nadia per telefono. Ma stiamo scherzando? Ma non deve passare questo messaggio. Dobbiamo fare squadra tutti quanti noi, unirci. Ma come? Dopo tutto quello che è stato detto li ritroviamo anche ieri sera che continuano ad alzare l'asticella? Perché le forze dell'ordine hanno le mani legate? Perché i genitori non sanno dove sono i loro figli, cosa fanno? Sono fuori, chi se ne frega, dopo li vanno a prendere strafatti? Dove vengono i soldi? Come mai hanno questi soldi in tasca? Come mai succede questo? Se poi vengono da famiglie che non hanno la possibilità di farlo? Perché non capiscono che veramente non si può sempre delegare a qualcun altro? È da là che parte il tutto. Ma se c'è la famiglia separata, la mamma non sa dov'è il papà non sa dov'è il figlio non sa più chi sono i genitori perché ne ha più di uno, fratelli non ne parliamo, queste famiglie allargate. Ma prima di allargare la famiglia cercate di parlare con i vostri figli e mettervi al corrente che forse la situazione in famiglia non è così bella come si pensa. Cercate di coinvolgerli prima di separarvi e sentire anche cosa ne pensano loro. Cosa vorrebbero? Chi li ha mai ascoltati questi ragazzi? E parleremo di ragazzi, ma parleremo anche di lavoro naturalmente, perché è una cosa importantissima. Ne parleremo con Marco Zecchinel, presidente Confapi di Venezia. Grazie Presidente veramente di essere qui. Io dovevo aprire assolutamente, perché sapete che la Mirella non si gira dall'altra parte, anzi, ma come me ce ne sono anche tanti altri, veramente, che stiamo cercando di fare la nostra parte, ma di fare la nostra parte, sì. Allora, cosa ne pensa Zecchinel? Lei magari è anche padre, non so se è padre. Assolutamente sì, tra l'altro io sono un vero padre italiano perché ho avuto un figlio a 48 anni, quindi il figlio ha 2 anni, quindi sono, diciamo che tra i vari problemi che ha questo paese anche un pesante problema di natalità. E che infatti l'Italia è il paese con l'età media più alta del mondo, solo i giapponesi ci precedono, 48 anni,7 l'età media italiana, quindi che dà un'idea della situazione che vive il nostro paese e ci dice anche però che un paese vecchio dovrebbe considerare i giovani in modo molto diverso. Allora Mirella, io parto da un dato politico, poi faccio alcune considerazioni personali. Insomma, come presidente di un'associazione di categoria, Confapi Venezia, e poi anche imprenditore, insomma, ti sottolineo che in Italia, che ha meno di 14 anni, è il 12% della popolazione, che è un livello più basso di sempre. E per questo 12% della popolazione purtroppo non c'è nessuna proposta, perché noi sentiamo che appunto ci sono proposte politiche, cosa fare ai pensionati, cosa fare con l'economia, cosa fare sulle infrastrutture, ma proposte per questo 12% della popolazione non ce n'è. Quindi c'è un patto sociale che sta tra le generazioni, no? Per cui chi sta lavorando pensa a chi ancora non lavora e chi non lavora più. Invece viviamo un paese in cui c'è un'ipocrisia, perché lo sanno tutti, questo patto si è rotto completamente. Cioè noi viviamo una generazione che non pensa a quella che arriverà dopo, cioè proprio c'è il totale disinteresse. E quindi poi quello che dici rispetto a come trattiamo i giovani, no? è legato proprio a questo, cioè c'è proprio di fondo questo rumore di fondo, no? Che è un disinteresse per i giovani che in realtà sono il futuro di questo paese, ma non per modo di dire, che però sono proprio nei fatti. E mi ha colpito perché ieri sera sono stato ospite di Don Nicola al Don Bosco, il CFP di San Doran, insomma abbiamo visto i laboratori, abbiamo visto questa esperienza, insomma i salesiani sono i numeri 1 insomma nella formazione professionale,
che tra l'altro sono diventati i numeri uno della formazione professionale perché non è mai interessata poi a nessuno in realtà, quindi anche l'istituzione pubblica insomma ha sempre avuto un rapporto con l'istruzione professionale come di una cosa che fanno chi non è capace. Invece in realtà poi il mondo, come è andato il mondo, ha dimostrato che le competenze tecniche sono molto più importanti di certe competenze umanistiche, che sono imprescindibili per carità, però ovviamente in un mondo competitivo come il nostro le cose sono cambiate e quindi anche il ruolo dei salesiani è diventato centrale. E mi ha molto colpito questa circostanza che poi è l'insegnamento anche di Don Bosco, vede il giovane non solo come discente, no? Quello che deve imparare, ma va presa in mano anche la sua dimensione psicologica, la sua dimensione di individuo. E quindi mi raccontava questa esperienza che hanno fatto con i giovani di questi colloqui individuali settimanali, che sono un po' espressione è un po' la confessione 5.0. No? Quindi il ragazzo che può finalmente, fuori dal suo gruppo, fuori dagli schemi del social, fuori dagli schemi del gruppo appunto, parlare realmente e descrivere la sua situazione. E lì, in quella fase lì, vengono appunto fuori poi i problemi che ci sono oggi in famiglia, le famiglie complicate, spesso la frustrazione e l'umiliazione che vivono questi, che poi alla fine noi definiamo bulli, però non li approfondiamo mai. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Non lo sento. È caduta la linea. Allora, quello che però volevo anche capire, Zecchinel, questo lavoro, tanti dicono non troviamo persone, non troviamo veramente degli addetti ai lavori qualificati, non troviamo. Poi io parlo con l'ultimo della classe e gli dico, cosa sai fare? Ma un po' tutto. Un po' tutto cosa vuol dire? Ma non so, falegname, lavorare la terra. E non trovi lavoro? No, nessuno mi chiama. Cosa hai fatto? Ho fatto degli stage, ma non ho nessun risultato. Non riesco neanche a capire cosa ho fatto e dove qualcuno vuole parare. Allora, possiamo capire che forse c'è qualcosa che non va, che c'è qualcuno che vuole che andiamo avanti così, perché si potrebbe migliorare la situazione domani. Zecchinel, basta prenderli e farli lavorare. Non dovranno mica essere dei geni per metterli nell'agricoltura, ma se continuiamo a non pagare, aumentare il lavoro in nero, adesso vedete anche i sindacati stanno cercando di girare quei camper perché sono arrivate delle notizie che noi che siamo nel pezzo sappiamo come funziona. Cioè nessuno vede, nessuno sente. Nessuno vede che ci sono gli operai senza caschetto, senza niente sugli edifici in costruzione? Nessuno vede? Sono solo io che vedo e devo chiamare chi di dovere? C'è qualcosa che non va. Cioè qualcuno non vuole che si veda quello che si potrebbe fare per migliorare. Rinaldo, dove sei stato? Dai, veloce! Devo chiamare chi di dovere? C'è qualcosa che non va. Qualcuno non vuole che si veda quello... Rinaldo! Ciao Mirella. Ma Cristo, che non puoi tenere il centralino mezz'ora no, così, dai. Non è colpa mia. No, non è colpa mia, sentimo a televisione. Vai. Ma c'è cascata la linea, che colpa che non ho? No, sentimo a televisione. In ogni modo, saluto il tuo ospite. Buongiorno, buona mattina. Saluto il tuo ospite, dopo il problema che se io a parlare voi altri. Ora che sento a televisione? Sì, ho capito Mirella, perché mi fa confusione. Appunto. Il problema è che se io parlare vostro, non è nato ieri altro, tantissimi anni che sì, e diventa sempre più grande. Io cazzo a perdere, è il governo, cosa mi interessa? Mi interessa il suo poltrone, il suo bel stipendio, e basta, cosa mi interessa? Allora che mi venevo tanti anni, mi sono nato a Venezia. A Venezia, quando ero puttani, a 10 anni, andavamo a lavorare tutti quanti nel 1955. Adesso ti parli di lavoro un figlio, mamma mia, cosa è lei? E noi altri eravamo piccoli, non venivamo ora andare a lavorare per comprarsi un paio di scarpe, un paio di braghe e a toccare il cielo con un dedo. Adesso cosa ti insegni ai miei figli? Che esempi hai anche dai grandi?
e fa trasmissione per la televisione che fa schifo. Gli dà centinaia di biglietti da mie, va bene, a gente che cosa serve, che roba che vera. Gli insegna a bere, gli insegna a fare tutto, e a droga, e a che aumentava a dormire per me. Bisogna trovare una soluzione vera, e innanzitutto per le famiglie, perché mi sono nato su una famiglia da 8 figli, ma mia madre sapeva se faceva una malattia, perché si accorgeva subito, e da parte un genitore non riconosce, viene in casa il figlio così strano va, non ti sa qualcosa, ti si perdi, ti fa l'inganno, e bisogna stare via i figli, se no si fa manco le farli, e dopo il problema di figli che non nasce, perché mi là non che c'è case, non che c'è lavoro. Dove hai visto chi mette i fiori? Grazie Rinaldo, sei stato chiarissimo. Ciao. Fammi andare avanti. Comunque ti ringrazio perché hai detto anche delle cose condivisibili veramente, perciò ti perdono, stamattina ti perdono. No, perché lui mi blocca il centralino, poi diventa un macello per tutti. Allora, come commentiamo, Marco Zecchinelli, le parole di Rinaldo e di quello che veramente è stato detto prima? Allora, in realtà è vero quello che dice Rinaldo in relazione alla motivazione, no? Il fatto che chiaramente le generazioni precedenti, se poi facciamo riferimento agli anni 50, c'era una determinazione, un'idea del valore del lavoro molto diverso, insomma era una cultura che ruotava intorno al tema del lavoro, con i suoi pro naturalmente e i suoi contro. Oggi chiaramente nei giovani c'è un deficit di motivazione al lavoro. Questo poi bisognerebbe capire, giustamente come dice Rinaldo, non parte da oggi, ma ha radici molto più profonde. Come dicevi, oggi troviamo una situazione in cui giustamente ci sono tanti giovani che non lavorano, addirittura ci sono dei dati sui cosiddetti NEET, cioè quelli che non cercano lavoro e sono a casa, insomma sono dati preoccupanti, e paradossalmente ci sono tutte le imprese che dicono che non trovano lavoratori. Allora questa cosa qui qual è il senso, qual è la ragione? È proprio un dato demografico, nel senso che i giovani sono veramente pochi e che oggi per andare nel mondo del lavoro servono delle competenze molto importanti. Quindi è chiaro che un'azienda che nel sistema attuale già fatica a produrre valore, perché noi siamo un paese terzista, abbiamo una manifattura sempre meno qualificata e quindi può rendere stipendi sempre meno ricchi, ma il problema è che se uno non ha competenze, e chiaramente prima di averle, se 30 anni fa per avere delle buone competenze e poter stare sul mondo del lavoro potevano bastare 3 anni, oggi invece probabilmente ce ne vogliono il doppio. E questo chiaramente comporta tutta una serie di cortocircuiti che sono veramente difficili da gestire. Facciamo una parentesi, perché è bello anche capire, io mi metto sempre dall'altra parte perché sennò è... Allora, competenza. Sì. Però io acquisisco competenza se tu mi insegni. E io un po' alla volta imparo, ma se noi iniziamo sempre a fare competenza solo sui banchi di scuola, senza mettere loro in prima persona a lavorare come si faceva una volta, io ti do la competenza, quella che serve a scuola, però poi ti metto anche alla pratica, perché non è possibile che io sento imprenditori, anche impresari, anche negozianti che dicono questi non si buoni muoversi, non si buoni fare niente. Cioè la competenza si acquisisce anche facendo, certo, lavorando. Assolutamente. Ecco, naturalmente nella sicurezza però, certo, perché basta vedere anche le morti sul lavoro, anche quello che è successo l'altro giorno, queste, certo, persone che hanno preso fuoco, c'era qualcosa che non andava, certo, si poteva intervenire, certo, si poteva mettere in sicurezza, perché questo operaio l'aveva dichiarato, l'aveva scritto che c'è qualcosa che non va. Allora capisce che si fa fatica sempre a dire ha ragione uno o ha ragione l'altro. Il problema è che hanno torto tutti. Perché tutti non si rendono conto che è tempo nel 2024, ormai 2025, che andiamo nella Luna, trovare la competenza che c'è, basta fare la formazione giusta lavorando un po' alla volta, certo, e soprattutto capire che se c'è un problema bisogna investire su quel problema, non per non voglio investire allora faccio finta che non esista, certo, perché dopo succedono le catastrofi e non sono persone che non possono pagare questi investimenti, Zecchinelli.
Sì, no, hai centrato proprio il tema, perché tu hai descritto il fatto che si esce da scuola e poi la competenza al lavoro, cioè nel tempo si è scavato veramente un solco tra le competenze che tu acquisisci studiando e poi quello che è il mondo del lavoro, e questo solco si sta allargando sempre di più e questo determina una problematica importante, per cui abbiamo queste richieste, queste offerte di lavoro di aziende che chiedono persone che hanno skills, come si dice in inglese, no? Per cui domandano un lavoratore, un commerciale che abbia esperienza in un multiplo di settori che un ragazzo che ha 30 anni, non dico 25, non potrà mai avere, no? Ma qual è il punto proprio centrale? Il fatto che noi abbiamo un sistema formativo che sta, diciamo così un eufemismo, deperendo giorno per giorno nel silenzio più totale. E questo problema si riverbera poi anche nell'ordine pubblico, no? In questi giovani che non hanno direzione, che commettono, definiamoli dei crimini, ma che in realtà sono delle devianze, non sono proprio dei crimini, criminalità organizzata come le abbiamo sempre intesa. E questo è proprio perché c'è un sistema educativo che è sempre più lontano dai ragazzi e più lontano dalle famiglie. E questa cosa qui poi sul mondo del lavoro noi come imprenditori ci troviamo a constatarla, perché se noi abbiamo, come ti accennavo prima, se noi abbiamo il 24%, noi abbiamo la forza lavoro che è laureata solo per il 24%. In Germania e Francia parliamo del 50% della forza lavoro laureata. Peggio dell'Italia fa soltanto la Romania. E quindi questa cosa qua dovrebbe indurre una riflessione al sistema universitario, perché o siamo un popolo di zucconi, sempre per usare un eufemismo, giusto? O evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel sistema educativo. Significa che da quando sono bambini e li prendiamo a quando li portiamo teoricamente all'università sono mancati dei passaggi. Quindi queste cose vanno constatate, bisogna avere la disponibilità d'animo di constatare i propri errori. Come una famiglia rimedia ai suoi errori educativi con il figlio, ammettendo dove ha sbagliato, allo stesso modo deve fare la società di fronte ad un sistema di formazione che è indiscutibilmente carente e che sta segnando, come ti dicevo all'inizio, sta scavando veramente un fossato tra quello che si fa sui banchi di scuola e poi la vita vera. Però, Presidente, io ho avuto anche una telefonata che una persona ha detto: perché non si riprende l'apprendistato? Una volta c'era l'apprendistato, non era che andasse proprio così male la cosa, e uno capiva magari la direzione che si poteva prendere, ma intanto lavorava, cominciava a muovere le mani, a impegnarsi, sapere cosa sono gli orari, il sacrificio, la pazienza di aspettare che dovrà arrivare anche il tuo turno, ma intanto devi imparare. Poi non si è capito cosa è successo, cioè si è strumentalizzato tutto. Allora il lavoro minorile sfruttato, ecco, sono strumentalizzati i ragazzi per un bene proprio, proprio hanno rovesciato quello che funzionava. Certo. C'era l'ufficio del lavoro che funzionava, in provincia finalmente funzionava, nel momento che queste province funzionavano hanno tolto tutto. Capisce che la gente che è a casa fa fatica a dire: ma adesso io cosa faccio allora? Dove vado? Le province non sai ancora cosa fanno e chi sono, perché non si sa bene ancora. In regione non ci arrivi, addirittura ho sentito persone che addirittura non rispondono alle mail che mandano, perciò è tutto dire. L'unica porta è il sindaco dove tu cerchi lavoro, cerchi di avere una risposta, ma i sindaci hanno tagliato la coperta. Quelli che dovrebbero avere la coperta sempre più grande, perché sono quelli nel territorio che sanno le esigenze, hanno tagliato la coperta. Ma quelli che sono a casa, cosa facciamo? Quei 6 milioni di poveri che stanno aumentando sempre di più, tanto è vero che aumentano anche i banchi solidali. Cosa ne facciamo? Oppure, come dice qualcuno, sono sacchi a perdere, buttiamoli? Prego, Zecchinelli. Sì, parto dalla fine del tuo ragionamento, in relazione appunto a quei 6 milioni di poveri che tu descrivi. C'è un fenomeno che appunto necessiterebbe approfondimento, di cui si comincia a parlare. Ci troviamo in una società in cui ci sono dei poveri che lavorano. Non c'è neanche un termine per definirli, perché si usa un termine inglese, poor worker, che è una cosa incredibile. Gente che lavora, nonostante lavori, rimane povero. Fermo un secondo, Zecchinelli, perché c'è Assunta da Venezia, se non mi ricade la linea. Vai, Assunta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Qui stiamo parlando di poveri
io sono, no, non sono una di quelle, ecco, voglio metterla così, ma ho sentito questa mattina, è scritto sui giornali, che i ministri non eletti hanno aumentato il stipendio. Ma è una notizia vera o sto sognando? Mi può dare una risposta? Guarda Assunta, abbiamo fatto ieri sera la trasmissione Fox col nostro direttore Luigi Bacciali, che ha proprio fatto su questo e ha detto appunto che daranno 3.000 euro al mese a queste persone che secondo loro non avevano un stipendio adeguato. 3.000 euro al mese. Zecchinelli, rispondiamo a Assunta? Sì, allora i ministri che non c'è una proposta che poi ieri sera insomma, si è fermata la discussione sugli emendamenti di bilancio, insomma. Quindi c'è una proposta per cui i ministri che non sono parlamentari, insomma, quindi abbiano insomma, un aumento di stipendio. Per carità di Dio, cioè, se uno poi lavora bene e lo stipendio se lo guadagna anche, insomma, però bisogna capire poi i risultati economici del paese, quelli che sono, e quindi giustamente ammetto che insomma, pur non volendo fare del facile populismo, diciamo che, ripeto, lo stipendio è una variabile, no? Per cui è sempre un termine relativo, dipende uno quanto valore produce con quello stipendio, perché potrebbe anche prendere solo 1.000 euro, ma se fa disastri, cioè se uno prende 1.000 euro ma fa 20.000 euro di danni, capisci che chiaramente vale la pena. Ma è possibile che in questo paese chi lavora non ce la fa e chi non fa niente prende una montagna dei soldi? E questo è il punto, E infatti la questione dei poor worker viene spesso citata anche così a livello sindacale, ma in realtà non si va mai a fondo di quello che è il problema. E allora se tu hai un sistema industriale che produce gente che lavora ed è povera, significa che c'è un problema nel sistema industriale. Invece liquidare la questione dicendo che sono le aziende che non pagano le persone è troppo facile, è molto semplicistico e può essere compreso dall'opinione pubblica, però non risolverà mai il problema e anzi lo aggraverà, perché questi stipendi sono bassi. Qual è la catena di valore? Chi è in una catena di valore che guadagna e chi invece lavora molto e non riesce a guadagnare? Questo vale per le persone, ma purtroppo vale anche nelle imprese. Tu accennavi prima alle persone che lavorano a nero. Insomma, nel nostro paese il lavoro nero comunque si sta sempre riducendo, insomma, è molto inferiore, specie nei nostri territori, rispetto a come era in passato. Però per esempio l'agricoltura è uno dei settori in cui questa piaga è più presente, pur avendo tra l'altro... Anche nel manifatturiero... Ma nel manifatturiero diventa più difficile, ammetto che comunque ci sarà sempre una fase però insomma rispetto a 40 anni fa la situazione è molto diversa. E invece nelle campagne effettivamente se noi andiamo in giro a colpo d'occhio, vediamo questi lavoratori stranieri che possiamo presupporre magari di cooperative, magari di pakistani piuttosto che, dove sono i risultati in molti casi di lavoro nero. Benissimo, ma allora su questo prodotto, il prodotto della terra, chi è che poi guadagna, visto che poi noi quando andiamo al supermercato non è che ce lo regalano? Appunto. Ma se coltivarlo e levarlo dalla terra è costato sicuramente poco. Dov'è che si inceppa il sistema e il consumatore finale lo acquista a quel prezzo? È così lunga che bisogna tagliarla? E allora, ripeto, prima di parlare di poor worker bisogna anche andare a fondo dei problemi. E allora se li vediamo nel loro contesto, li risolviamo, altrimenti... Giusy, vai Giusy! Buongiorno al tuo ospite. Mirella, ti dico una roba, te sa che altra sera, martedì, che te ho chiamato, che te ho detto che ho trovato i ragazzi? L'ho detto prima. Sì, ma te l'ho detto a Nadia. Vabbè, dai. Esatto, non è il nome, è il contesto. Va bene, vi ringrazio, no? Voi Ciao. avete solo che Sì, ma Nadia o Giusy, il problema è il contesto, che non si può dire di aver paura di uscire alle 5 del pomeriggio perché incontri dei ragazzini che cercano anche di fare magari i furbetti, magari non è neanche così, però ormai è passato questo messaggio qua, il messaggio della paura, questo è il problema grande, la gente non si sente più sicura, anche se io continuo a dire che non è così, perché dovete anche girare in certi contesti per vedere dove c'è la paura di uscire, veramente non è questa, io continuo a dirlo, anche se giustamente dobbiamo stare attenti e non lasciare così semplice il discorso, però che Treviso non sia una città sicura, perché ogni tanto o anche tutti i giorni ci sono 2 o 3 ragazzini che veramente si impadroniscono della città, che non è la città ma in quel contesto, in quel preciso posto,
mi lascia ben capire che forse non è proprio così. Io vi dico di non aver paura, perché non c'è. Se vedete qualche situazione che è un po' imbarazzante per voi, diciamo fate il 112, 113. Fatelo. Non aspettare Minovò combatta, fate come fa Mirella. Quando vedete che c'è qualcosa che secondo voi non è chiara, si chiama, dovete imparare come fate a Sveglia Veneti, chiamate. Allora chiamate anche questi numeri che sono a disposizione per la vostra sicurezza. Mi trovo in questo contesto, vedo delle persone, le descrivete un attimo subito, oppure fate anche una foto, che non è male, poi si arrangiano loro, ma chiamate, non aspettate di fare l'angolo e magari di dire ma forse se avessi fatto qualcosa di più. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Sì, sono Claudio di Marano, buongiorno. Ciao Claudio. Ma per quanto riguarda, si stava parlando delle cose che non stanno andando bene. Il discorso delle destre, quello che voglio ricordare quello che è successo in Ucraina. In Ucraina avevamo Yanukovych che fino al 2014 aveva fatto più governi e aveva tentato di mettere d'accordo la Russia con l'Italia. Poi sono subentrate il golpe nero, no? Sono subentrati i gruppi che facevano parte del partito della coalizione neofascista Sector o Svoboda, che assieme ai gruppi del Donbass, Azov, sono riusciti praticamente tramite sistemi proprio nazisti, sono gruppi nazisti questi, perché sappiamo quello che è successo alla casa dei sindacalisti, hanno smontato i governi addirittura con le proteste in Maidan. Allora, queste cose sono finanziate anche da imprenditori, da oligarchi filonazisti. Quindi il fascismo e il nazismo è una realtà. Quindi non c'è più da stupirsi nulla di tutto quello che succederà se si continua a votare a destra, perché è una realtà, succede già dentro quello che si vuole far diventare Europa, cioè l'Ucraina, che ci sono partiti dichiaratamente nazisti, Svoboda, il Sector. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche Claudio da Marano Vicentino, andiamo in pubblicità. Il costo della corrente elettrica in Italia è tra i più alti d'Europa. Un'azienda italiana paga il 70% in più la corrente di quanto non la paghi un'azienda francese, il 45% in più di quanto non paghi un concorrente tedesco e ben il 35% in più di quanto un'impresa spagnola paghi la corrente elettrica. L'Associazione delle piccole e medie industrie Confapi lancia l'allarme, ma soprattutto si appella al governo in questi giorni al lavoro per la messa a punto della manovra finanziaria affinché si trovino delle soluzioni al più presto. È una situazione che deve essere immediatamente analizzata, è una discussione che non può essere più rinviabile, è un allarme che il nostro Presidente nazionale Cristian Camisa lancia alla politica. È necessario un piano di ripensamento della politica energetica italiana che includa anche il nucleare. I timori più grandi riguardano le prossime settimane, quando le aziende si troveranno a far fronte, come negli anni precedenti, ai rincari. C'è bisogno di un gioco di squadra, continua Zecchinel, per evitare che le aziende siano costrette a delocalizzare, andando a produrre all'estero. E poi evidenzia il paradosso. Le aziende elettriche del nostro paese, che per la gran parte sono partecipate pubbliche, producono degli utili veramente incredibili, che sono in parte tornano nelle casse dello Stato e paradossalmente vengono investiti anche nel potenziamento di reti all'estero. Questa è una situazione per la quale urge un intervento politico in favore del sistema delle imprese. Allora, prima di sentire come Marco Zecchinel commenta il presidente Marco Zecchinel, diamo la parola alla nostra Nadia, che non è Giusy ma è Nadia. Vai Nadia! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al tuo ospite. Niente, allora ieri sono andata al CAF perché mi sono giunte, ho fatto domanda di invalidità
E mi sono giunte le raccomandate e sono andata a fargliele vedere, perché è un rebus a capire cosa ti danno. 4 raccomandate e ho solo letto che mi avevano dato l'80% di invalidità. Allora sono andata e non mi danno niente No. in soldini, niente, neanche un centesimo. Mi danno solo la legge 104, che mio figlio può chiedere i 3 giorni al mese, però li ha chiesti per il papà, dunque per me non può richiederli. Questa la scartiamo. Mi danno il cartellino da mettere sui posteggi per la macchina. Adesso devo andare dai vigili a farlo e basta. Questo è tutto quello che ti danno. E dopo si aumentano 3.000 euro al mese di stipendio. È una vergogna. Bisogna essere sul letto fermi e basta per avere qualcosa. È un'indecenza. E dopo danno le pensioni di invalidità ai ciechi, che dopo vanno a guidare pullman, vanno di qua e vanno di là. Sono tutti vergognosi, una vergogna nel mondo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Nadia, che ha bisogno di essere aiutata e supportata, ma naturalmente con queste leggi che abbiamo non è che si possa dire di essere tranquilli, sereni, perché tanto qualcuno mi aiuterà. Anzi, richiedi anche questa famosa card all'INPS, Nadia, visto che c'è, che ti dà la possibilità di agevolarti, anche tu che giri tanto per uffici, per posti, che veramente devi andare via magari con un pacco di carte così come hai spiegato, perciò richiedi questa carta che è gratuita, non si capisce perché l'INPS non informi di questa cosa, che quasi tutti vengono a sapere per il passaparola o per Sveglia Veneti. Ecco, dovrebbe essere, dopo se uno la richiede bene, ma almeno sapere che c'è, visto che c'è ed è gratuita, non sarebbe male. Ma cosa sta succedendo anche con questa burocrazia? Perché qualcuno mette sempre davanti la burocrazia, ma qualcuno l'ha promessa la burocrazia. Chi è che l'ha messa? Il Parlamento l'ha messa la burocrazia. Non l'abbiamo messa noi la burocrazia, con i loro burocrati, che una ne fanno e 1000 ne sbagliano. Prego. Allora, diciamo che la burocrazia per definizione si autosostiene, quindi infatti io vivo, purtroppo ho anch'io una certa età ed ero piccolino quando si sono iniziate le semplificazioni, quindi sono iniziate le semplificazioni, io sto invecchiando ma le cose sono sempre più complicate, quindi evidentemente diciamo questa qui è una cosa che non si può risolvere. Certamente però una cosa però bisogna dirla politicamente, no? Perché Nadia diceva che con il suo livello di invalidità, insomma, evidentemente gli è stato attribuito un livello di invalidità giusto sotto a quello, insomma, che ti consente d'avere qualcosa. Però in questo paese c'è stata una norma, insomma, il reddito di cittadinanza, che invece ha dato qualcosa a chi poteva lavorare. Questo è il paradosso. Cioè, al di là del merito della norma, è proprio la filosofia. In quella normativa non si era messo un limite d'età e quindi era una cosa che veniva data a prescindere dalla capacità di lavorare. E quindi torno al concetto, è il valore del lavoro. Chi non può lavorare deve essere assistito, ma chi può lavorare deve farlo. Certo, il lavoro è senz'altro un diritto, ma è anche un dovere. Sì, però e cambiare questa prospettiva determina una serie di corticircuiti. Sì, però Zecchinelli, il reddito di cittadinanza era nato bene, tanto è vero che l'aveva firmato anche la Lega. Cioè tu lavori e io ti aiuto, ti supporto con questo, ma lavori e ti trovo anche il lavoro. Ricordiamoci queste cose qua. Addirittura avevano messo in piedi un ambaradan per cercare lavoro a queste persone. C'erano delle persone che non avevano lavoro, che dovevano trovare lavoro a gente che non l'aveva. Cosa è successo? È caduto il governo, via tutto, invece di dare questo reddito di cittadinanza ai sindaci, che conoscevano bene la situazione, a chi sarebbe potuto andare ed essere aiutato,
hanno gestito tutto alla grande come al solito. E quando gestisci alla grande nel nostro paese, i furbetti se dietro gli viene fuori a migliaia, a salto, a forte Apache. Questo è stato fatto con reddito cittadinanza. Al sud più che al nord, perché noi almeno abbiamo dei controlli, qua li abbiamo visti, perché ne abbiamo pescati, ma non di sicuro quei numeri che abbiamo trovato in certe regioni, in certe zone. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. È inutile che continuiamo a fasciarci la testa e dire che tutto è sbagliato, se quando inizia una cosa giusta e dalla sera alla mattina salta il governo, avevo 70 governi, io non so neanche più cosa dire. Capisci che la gente a casa che aspetta non ha tempo di aspettare? Zecchinelli, parliamo di energia, visto che l'abbiamo visto questo servizio importante. È sempre poi espressione della stessa cosa, cioè di uno Stato che comunque è inefficiente. I costi energetici sono la cartina di tornasole del problema del nostro paese. Allora noi abbiamo un sistema delle imprese che è sostanzialmente il più tassato d'Europa, ma non è un modo di dire, è la verità, perché il tema è sempre quello del valore del lavoro. In Italia chi lavora è tassato in una maniera abnorme. Per lavoro non intendo il lavoro delle imprese, intendo il lavoro delle persone, dei professionisti, perché anche la parte non salariale dello stipendio è sostanzialmente tra le più alte d'Europa e quindi il lavoro viene penalizzato. Qual è la questione dei costi energetici? È una questione clamorosa, cioè noi abbiamo questo sistema di imprese tassatissime che paga un'altra tassa occulta, che è il costo dell'energia elettrica, perché che cosa succede? Che in questo paese la maggioranza della produzione di energia elettrica è in mano ad aziende che sono statali a tutti gli effetti, il 50% dell'energia elettrica tra l'altro oramai è da fonte rinnovabile, quindi sostanzialmente non costa niente, eppure il costo viene calcolato sul rendimento della peggiore centrale a turbogas, quindi abbiamo un costo che praticamente è totalmente fuori rispetto al costo reale. Questo provoca degli utili, dei dividendi a queste aziende Eni e Enel che sono, Mirella, sono immorali, e questi utili poi tornano allo Stato per la gran parte, quindi le aziende hanno una tassa, un sistema di tassazione ordinario più questa tassa occulta che è legata alle materie prime. Sono immorali, ma qualcuno potrebbe farle diventare anche morali? No, perché come lo vede il presidente Zecchinelli, c'è anche qualcun altro a livello politico, è inutile che ce la diciamo, sono loro che possono girare nella stanza dei bottoni, che possono fare questo, non di sicuro Zecchinelli, non di sicuro le persone a casa. E perché non si fa? Perché c'è un business sotto che dove va? Che va nelle tasche dei soliti noti che ne hanno già tanti. Questo è il problema che nessuno vuole dire. Tengo quel sistema là perché questo mi arricchisce chi voglio io. Questo è quello che io vedo. Andiamo a vedere un altro servizio importante che è la digitalizzazione, sempre della Confapi, poi lo commentiamo. Vediamo se parte il servizio. Digitalizzazione Confapi. Allora vediamo, anche perché dobbiamo capire, perché voi avete fatto degli esempi veramente importanti, ecco, portate anche dei numeri che sono numeri che rispecchiano la realtà del paese, ed è un paese che nel 2025 non sarà così veramente sereno, almeno quello che giunge nell'orecchio, anche se qualcuno dice che il paese sta crescendo. Andiamo a vedere. Con API Industria Servizi abbiamo siglato un accordo con TIM per la digital transformation della piccola e media impresa. Abbiamo parlato di cloud, di sicurezza, di connettività, tutti i mezzi che servono per portare la digital transformation alla piccola e media impresa. Portare il digitale dentro le piccole e medie imprese, aiutarle ad entrare in mercati magari ad oggi ancora sconosciuti, cercare di cogliere le sfide del futuro, ovvero quelle del marketing digitale e dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma anche difendersi da attacchi informatici ed essere sempre di più al servizio del cliente. Ecco che cosa fa API Industria. Digitalizzare vuol dire efficientare, vuol dire trovare economie di scala e aiutare le PMI a essere competitive rispetto ai nostri competitor stranieri. Sicuramente anche i numerosi bandi di agevolazione che sono a disposizione per gli investimenti possono dare quel booster, quell'aiuto anche al piccolo per fare processi di cambiamento importanti.
importanti. Le sfide che oggi le imprese del territorio devono affrontare sono molteplici e per questo servono strumenti e conoscenze che non sempre si possono avere. Per questo API Industria si mette a disposizione delle aziende che vogliono fare un cammino costruttivo insieme. Il nostro ruolo è quello di andare in visita alle nostre aziende associate, ma anche non solo associate che hanno delle esigenze, raccontare loro quali sono le opportunità in termini di digitalizzazione, portare loro delle soluzioni, proposte soluzioni casistiche che possono essere d'aiuto e trovare i bandi di agevolazione sia per fare l'acquisto della soluzione ma anche per formare i propri dipendenti, tutto in maniera finanziata. Sentiamo come commenta il presidente Marco Zecchinel: digitale, 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 tutto online, digitale, poi? Allora, faccio una precisazione rispetto a quello che dicevi, no? Noi siamo, che cosa posso io, non sono in grado di approfondire le ragioni politiche per cui tutto questo avviene. Quello che posso dire io è che io rappresento un'associazione di imprenditori che appunto è afferente alla media e piccola industria privata. Quindi noi non abbiamo componente pubblica nella nostra compagine associativa. Quindi rappresento tutta gente che la mattina si sveglia, come si dice, tira su la serranda, ha gente che lavora. Perché questa è l'identikit del nostro associato. È gente che lavora e quindi giustamente lavora a prescindere dalle logiche politiche, se no probabilmente potrebbe anche smettere di farlo. Insomma. Quindi è per quello che posso dire e raccontare questa storia dei consumi elettrici, che non viene mai sufficientemente detta, perché poi quando alla fine noi abbiamo un sistema che produce salari poveri, bisogna capire da dove parte il problema. E quindi rispetto invece ai temi della digitalizzazione e a tutto questo è un problema di competitività, nel senso che il nostro paese ha tre problemi principali: un problema di debito pubblico che conosciamo tutti, un problema demografico per cui non si trovano lavoratori, ci sono pochi giovani eccetera, e un problema di competitività relativo al fatto che il lavoro è poco produttivo. Il lavoro è poco produttivo perché c'è poca tecnologia. Quello che cerchiamo di fare noi è sfruttare le cose positive, perché ci sono dei bandi, ci sono delle agevolazioni, quindi in realtà non è vero che non si fa nulla, perché ci sono fondi europei, ci sono fondi regionali. Il problema è che il nostro sistema di piccole imprese non li sfrutta, perché giustamente l'imprenditore è sempre al lavoro, non per scherzo, cioè è sempre realmente al lavoro e quindi non ha tempo per redigere, stilare questi progetti e quindi non ha tempo neppure per venire a conoscenza di queste che sono delle opportunità che vengono sfruttate sempre dalle aziende solite note. E quindi è per questo che è importante, in un momento così difficile per l'economia nazionale e del nostro territorio, di fare squadra assieme. Fare squadra assieme lo si fa con le associazioni. E purtroppo noi veneti siamo tanto singolaristi, questo sia nel volontariato che nell'associazionismo in generale e anche nell'associazionismo d'impresa. Si è sempre visto con diffidenza. Mentre si diceva al sud, si dice sempre male del sud, loro si approfittano, reddito di cittadinanza. Però dal punto di vista associazionistico, del mettersi insieme, al sud sono formidabili e difatti i loro interessi li tutelano molto bene e dovremmo mutuare quelle che in inglese si definiscono best practice, perché loro sono più bravi di noi e dovremmo imitarli. Quindi quello che dico agli imprenditori è vero che va tutto male, però se non sfruttiamo le cose positive, se non ci mettiamo assieme per fare dei progetti, come facciamo a migliorare? Sfruttiamo perlomeno il positivo che c'è. Un'associazione datoriale, sia essa la nostra che altre, ma sono fondamentali perché altrimenti da soli non si riesce più a fare nulla. E con queste parole noi andiamo in pubblicità, anche se il presidente Marco Zecchinel rimane con noi perché rappresentiamo questa mattina con lui la Confapi, tante cose da raccontare e che noi dobbiamo conoscere e sapere, perché c'è anche chi lavora per noi, tipo questa associazione. Pubblicità. Grazie. Decine di sacchi di pellet caricati nelle automobili, sacchi pieni di solidarietà per scaldare il corpo e il cuore di chi è in difficoltà. Sacchi che le persone che arrivano al banco solidale di Rete Veneta con sede presso il Sant'Artemio sono costrette a portare via a mano perché impossibilitate ad entrare nel parco della provincia con la loro automobile. È la denuncia della presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi, Mirella Tuzzato, anima del Banco Alimentare che da anni aiuta chi è in difficoltà. Io vorrei rivolgere un appello al presidente Marcon
Io ho queste persone che oggi fortunatamente possono caricare il pellet che ci hanno regalato per riscaldarsi e fanno fatica a entrare con la macchina in provincia per 10 minuti. È una cosa ormai che dura da troppo tempo. Presidente Marcon dia una risposta. Insomma, cancelli chiusi in provincia per le auto di chi al banco viene a rifornirsi e lo fa per pura necessità. Come ogni mercoledì nella sede del Banco Solidale sono tante le famiglie che ritirano una spesa alimentare consistente oltre che il pellet per scaldarsi. Visto che c'è un Banco Solidale che funziona dal 2010, di lasciare queste povere persone per 10 minuti di venire a caricare questo pellet nelle loro macchine. Non sono tantissime, però almeno quelle, perché veramente è ancora un'altra umiliazione che diamo alle fragilità. Eccolo il presepe allestito come ogni anno al banco, tra le statuine immerse nel verde. Quest'anno la preghiera dell'angelo, il grido di dolore e l'inno di speranza dei tanti che ogni mercoledì affollano i banchi, perché il Natale non è mai uguale per tutti. Speriamo che il presepe abbia questo angelo custode che lasci veramente queste persone di non essere umiliate ancora una volta, visto che ci sono le possibilità per aiutarli. Visto che ci sono le possibilità per aiutarli, perché quando toccano le fragilità per Mirella non ce n'è per nessuno, bisogna vedere quello che succede, anche perché, ripeto, non sono tantissime le macchine che entrano, non sono tantissime. Ma se vogliamo caricare il pellet che è stato autorizzato dal Presidente Marcon, anzi che ringrazio perché veramente mi dà la possibilità di riscaldare tante famiglie che non riuscirebbero a riscaldarsi, però bisogna vedere dove c'è l'intoppo, qual è il problema che non riesco a capire. E soprattutto c'è una cosa che mi dà fastidio, che se la prende un po' di più con le persone di colore, con queste povere donne solo perché hanno il colore nero della pelle. Vedo che passa quello col colore chiaro, quello col colore scuro, dico, e la macchina dov'è? Non mi hanno fatto passare? Ah no? No. Bene, allora vai a prendere la macchina e vediamo di vedere come funziona. Quello che invece vorrei parlare, ringrazio veramente Luca Martello, sindaco di Vigo Novo. Qual è il problema della povertà? A Jesolo ho avuto il sindaco poco tempo fa, è stato aperto anche là un emporio solidale, proprio per dare la possibilità, perché si è accorto che c'è questa grande domanda, non ce la fanno più. Si parlava col presidente Marco Zecchinel della Confapi che lavorando anche con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese perché la vita è carissima. Quando hai pagato affitto, una bolletta, mangia tu se riesci, vestiti tu se riesci, vai a sciare magari se riesci. Facciamo di tutto e di più, visto che va tutto bene a Natale. Tutti in vacanza, magari con la pista da bob pronta, andremo tutti col bob a fare una bella gita. Cosa ci racconta? Com'è la situazione come sindaco? Questi sindaci che ce la stanno mettendo tutta, che per dire guardate che stiamo facendo una fatica enorme qua, come facciamo? Perché vengono da voi, chi ha bisogno viene da voi, dal sindaco. Quando uscite la mattina io penso sempre al sindaco di Gesso che strada voi da Ciappar per non trovare nessuno, ma non c'è strada, perché in qualunque momento trovate qualcuno che ha bisogno. Prego sindaco. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Il tema della povertà è un tema molto molto complesso, proprio da affrontare e soprattutto da risolvere. Penso soprattutto ai nostri servizi sociali che sono proprio, come dire, lo sportello di tante famiglie che effettivamente si rivolgono anche ai comuni perché altre strade non trovano e dare le soluzioni davvero è complesso. Ce la facciamo per fortuna o per meglio dire con molto impegno, perché ricavare risorse che siano destinabili a queste fragilità è sempre complesso proprio perché le coperte sono corte ed è difficile anche identificare bene quale sia il criterio migliore, perché vuole essere un criterio anche in qualche modo che metta in moto delle soluzioni che non diventi più il fatto di venire in comune a chiedere l'aiuto, ma che partano percorsi che possono rendere davvero le persone autosufficienti. In alcuni casi è impossibile proprio perché si tratta di persone con fragilità che non possono risolvere e lì chiaramente l'impegno è più attento e maggiormente diretto. Però oltre appunto alla copertura dell'esigenza stretta, quello che noi ci impegniamo a fare
è proprio, parlo di Vigonovo chiaramente del nostro comune, cercare di far scattare meccanismi per cui le persone riconoscano anche magari in qualche impegno che si prendono il motivo vero per cui l'assistenza in quel caso diviene concreta. Penso all'ultima delle iniziative che stiamo facendo, che è quella della comunità energetica. A Vigonovo stiamo proprio arrivando adesso a firma e si costituirà, è in fase di costituzione, una comunità energetica, e pensando al pellet, vedendo quelle immagini, pensavo come la scelta di destinare parte di quello che ricaviamo a spesa sociale e in particolare ai fabbisogni energetici, quindi aiutare le famiglie a scaldarsi in questo caso, riteniamo che sia un modo per dare quel senso di comunità che appunto anche questa iniziativa, che è solidale ma anche appunto di sostenibilità ecologica, possa davvero andare a concreto della sua finalità. Sappiamo bene che se il valore è percentuale rispetto alle entrate di una famiglia legato al costo delle bollette, per famiglie che hanno entrate bassissime quella percentuale è molto più alta, ed è purtroppo effettivamente un bisogno a cui non si può fare a meno. Quindi per questo speriamo che siano anche questi meccanismi che aiutano i cittadini a trovare risposte. Allora io saluto anche, dico grazie al professor Andrea Mario, ordinario di idraulica all'Università di Padova, e parleremo anche dei romanzi, naturalmente. Professore, non mi dimentico, però ci dica la verità, com'è la situazione idraulica nel nostro territorio? Dai, ci dia qualche informazione, professore, che noi siamo a scuola, io dico ogni mattina che noi andiamo a scuola con voi, perciò adesso ascoltiamo il professor Mario cosa ci dice di questa neve che manca, di questa acqua che manca, un po' di tutto, com'è la situazione idraulica. Prego, professor Mario, e grazie. Bene, grazie. Intanto grazie di questo invito, torno sempre volentieri a trovarla. Mirella, ormai sono alcune volte che mi invita e vengo sempre con piacere, soprattutto perché lei ricorderà che oltre a essere docente all'Università di Padova sono soprattutto in questi casi un cittadino della Marca Trevigiana. E parliamo di idraulica. La situazione idraulica è una situazione che in Veneto possiamo definire come dire, positiva. Molto positiva rispetto ad altre realtà. La nostra storia recente italiana dimostra come il Veneto abbia risposto abbastanza bene, con delle criticità che sono ancora aperte. Sono criticità legate ai fenomeni che abbiamo visto avvenire nel 2024, in cui alcune zone, alcune situazioni molto locali piuttosto che a scala generale sono andate in crisi. Pensi che io sono un cittadino di Castelfranco che è stato il luogo più afflitto perché ha avuto 3 allagamenti in sequenza durante l'estate. E poi ci sono anche altri temi che sono quelli più importanti, di cui le cronache si occupano di più. Due temi fondamentali, che sono la difesa delle piene del Piave, di cui abbiamo già avuto modo di parlare da lei in passato, e poi la questione più recente, ma molto importante, della ipotesi di costruzione di una diga sul Vanoi, di cui si parla molto. Ecco, sono questioni che hanno a che fare, in cui nascono conflitti tra dimensioni diverse degli enti preposti, cioè ci sono i comuni da un lato che spesso si trovano ad avere posizioni diverse rispetto alle macrostrutture di gestione del territorio, come la regione o l'autorità di bacino. In qualche caso c'è questo contrasto, in qualche caso meno, e questo è un primo problema, ma il tema delle acque è un tema nel quale modernamente sta arrivando questa ventata di modernità, portata anche e soprattutto dai nostri figli, dalla generazione dei nostri figli, per la quale l'acqua non è più solo una risorsa per quel che riguarda, non è più solo come dire, un problema da gestire per quel che riguarda le piene, ma anche una risorsa importante per quel che riguarda il rapporto dell'uomo più in generale col territorio, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista naturalistico, anche dal punto di vista proprio del benessere delle cittadinanze e dei cittadini individualmente.
Sentiamo Quindi, cosa ne pensa Marco Zecchinelli anche di quello che ha detto il professor Mario. Bisogna investire, questo è il problema grande, però investire nella maniera giusta e nel posto giusto, e soprattutto bisogna, a mio avviso, come sta facendo il professor Mario ma anche i sindaci, informare il territorio. E io sono convinta che se tu informi il territorio di quello che si può fare, di quello che tu vorresti che fosse fatto, forse ci sarebbero anche meno tutte queste proteste, perché la protesta nasce quando non si capisce bene, non si sa, o si ricevono delle notizie che ti mettono in confusione, ma se si spiega bene con gli addetti ai lavori che sanno, forse l'informazione arriva giusta. Prego Zecchinelli. Sì, il tema idrico peraltro è centrale sia per la parte sociale del nostro territorio, ma anche economico. Insomma, abbiamo comunque una grande tradizione nella gestione idrica del territorio. Insomma, la gran parte del Veneto è sotto il livello del mare, insomma, quindi c'è una grande tradizione. Il professore dell'Università di Padova poi ne sono espressione. Tant'è vero che, insomma, siccome ci siamo trovati a parlare di cose che vanno male per un'ora, insomma, bisogna dire che, insomma, dal punto di vista idrogeologico, insomma, il Veneto, pur con tutte le criticità che ha, dimostra una situazione rispetto ad altri territori. Penso all'Emilia Romagna, penso alla Liguria, dove ciclicamente ci sono dei fenomeni di alluvione che determinano anche morte di persone. Insomma, il Veneto ha dimostrato, insomma, di avere una situazione che effettivamente in altre parti d'Italia non esiste. Insomma, diciamo che questo è un vanto del nostro sistema economico, e anche dal punto di vista, diciamo, della questione universitaria, insomma, di come il problema viene affrontato, studiato e poi messo a terra dalla politica. Sindaco, come commenta le parole del professore e anche di quello che ha detto il presidente Zecchinelli Confapi? Noi a Vigonovo siamo ben consapevoli di quanto importante sia questo tipo di attenzione e soprattutto di studio e di scienza, perché Vigonovo nel 66 fu colpita da un'alluvione che ne ha segnato anche proprio il territorio, e soprattutto il nostro territorio ha le tracce di un Brenta che è scavato in forma proprio funzionale a questo tipo di garanzie, di salvaguardia. Quindi in Veneto da molto tempo, vorrei dire, si ha cura di questo tipo di necessità, anche per effetto proprio di Venezia, di quello che rappresenta. Da noi in particolare c'è un'idrovia che è stata scavata, quindi se parliamo di opere lì i soldi sono stati messi. A Vigonovo è stata proprio scavata, quindi fisicamente noi siamo quelli che hanno il fiume. È un fiume, volendolo chiamare fiume, totalmente inutile, perché non essendo stata compiuta rimane lì. Per noi è un parco molto, molto comodo anche da disporre, perché per i nostri cittadini è uno spazio. Quello che però è da noi costantemente all'ordine del giorno come tema è capire se tutto questo territorio espropriato, scavato nel caso nostro, possa avere anche proprio una funzione di bacino, soprattutto in funzione di Padova, visto che noi siamo proprio a ridosso di Padova, per consentire appunto con un canale scolmatore di far defluire lì quando appunto il problema siano le piene. Abbiamo avuto il problema anche della siccità, per cui il tema dell'acqua è doppiamente da affrontare con determinazione, anche per le funzioni che ha per i nostri agricoltori, che effettivamente soprattutto nei periodi estivi, quando c'è il problema della siccità, potrebbero disporre di un po' di acqua in più. Sicuramente in Veneto molto è stato fatto, e abbiamo purtroppo, le cronache ce lo dimostrano, per effetto di calamità, insomma, avvenute altrove, e quello che è difficile per i cittadini spesso da capire è come ciò che viene realizzato nel nostro territorio sia funzionale in realtà su una scala macro più ampia, quindi che consente poi a valle di avere quelle garanzie di sicurezza che altrimenti non si potrebbero avere. Sentiamo come commenta il professor Mario, però io aggiungo anche, professor Mario, ecco, acqua vuol dire energia. Noi abbiamo sentito il presidente della Confapi che noi questa energia la strapaghiamo rispetto all'Europa. Cosa sta succedendo e perché? Noi siamo al corrente di quello che è successo qua nel Veneto, di quello che è stato fatto. Anzi, vi ricordo che domani si votano i consorzi di bonifica. Andate a votare, per cortesia, andate a votare, perché dovete informarvi, dovete smettere che il Minovo combatta, dovete partecipare, è la vostra comunità, dobbiamo fare squadra tutti assieme. Prego, professor Mario.
Verissimo quello che dice, il passaggio ai consorzi di bonifica è un passaggio importantissimo. Hanno un ruolo sempre maggiore come enti del territorio e soprattutto come interfaccia tra la popolazione e la politica, proprio perché racchiudono dentro la rappresentanza dei cittadini unitamente alla competenza tecnica degli ingegneri che stanno dentro i consorzi, che a loro volta si interfacciano poi con noi all'università quando hanno bisogno di innovare, di aggiornamenti, eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo del passaggio delle informazioni e della cultura idraulica trova nei consorzi di bonifica un anello assolutamente decisivo, importante, per cui queste votazioni ritengo siano importanti, perché i cittadini non sottovalutino questo passaggio. Detto questo, alcune criticità e il rapporto dei cittadini con l'acqua in questo momento vede un problema di fondo. Il problema di fondo è che la risorsa idrica ha molte valenze, ne dico solo alcune. L'acqua dei nostri fiumi serve per irrigare e tenere in piedi l'agricoltura veneta, molta agricoltura veneta, tutta la pianura centrale è irrigata da acque prelevate dai nostri fiumi principali, e quindi togliere l'acqua o non avere l'acqua significa mettere in crisi un comparto importantissimo della nostra economia. Nel frattempo sono intervenute altre valenze, che sono quella della produzione idroelettrica sicuramente, che di per sé è stata negli anni gestita in modo compatibile con il servizio idrico fornito all'agricoltura. Ma c'è una nuova voce che entra in gioco e che mette pressione sul sistema, ed è il fatto che nell'approccio europeo alla salvaguardia ambientale si tende ad aumentare, si è ormai deciso di aumentare, soprattutto perché l'Europa è fatta di paesi che la criticità idrica, cioè hanno molta acqua e quindi sentono meno e vivono meno le tensioni che possiamo vivere in un territorio meridionale come il nostro, anche dal punto di vista geografico, di latitudine, sta prevalendo un'impostazione per la quale si tende a dare priorità alla salvaguardia ambientale, chiedendo di lasciare sempre più risorsa idrica negli alvei fluviali, piuttosto che estrarla e portarla fuori per fare altre cose, la produzione energetica e l'agricoltura. Ora, siamo in una situazione nella quale si sta studiando, ed è un momento di passaggio, nel quale sarà decisivo trovare l'equilibrio tra queste necessità e tra questi valori che tendono a confliggere tra di loro. E in questo momento c'è una vera grande tensione che viene vissuta all'interno dei consorzi di bonifica e anche delle autorità a livello superiore, autorità di bacino, per trovare la quadra intorno a questo problema che di per sé non ha una soluzione, ma richiede un compromesso. Sindaco, la politica è tutto un compromesso, qui si parla solo di compromessi, l'ha detto anche adesso il professor Mario molto chiaramente, e voi siete sempre in mezzo a questo compromesso, cercate anche di fare squadra, però alla fine noi troviamo due squadre, favorevoli e contrari, anche dello stesso partito che magari propone determinate cose. Allora, il compromesso giusto invece per aiutare la comunità è al primo posto nella scala, che è quello di mettersi tutti d'accordo con le persone competenti che abbiamo, e penso che il professor Mario sia uno di questi, ma ne abbiamo anche diversi, per capire qual è il bene del territorio e non il campanile, e non perché io ho deciso io e si fa così. Ecco, sentire veramente tutti assieme e trovare la quadra. Prego. La politica in questo senso è compromesso perché lo è per definizione e come ci dicono quando veniamo eletti siamo i sindaci di tutti i cittadini, quindi la nostra deve essere proprio una tensione, come dire, a portare le istanze di chi è maggioranza, come dire, ma al tempo stesso di cogliere anche tutti quelli che sono gli spunti che possono derivare da ciò che è minoranza o opposizione, come viene definita in alcuni casi, tutti quegli elementi positivi senza che siano ragioni, come
come dire, di partito preso, volendo dire così, o meglio, ammettendo che il partito preso sia la tutela vera dei cittadini. Riconoscerlo insieme tutti unanimemente non è quasi mai possibile, perché è normale, è naturale, probabilmente che sia così. Di sicuro l'interpretazione corretta della scienza, quindi riuscire a mettere dei punti fermi su quelli che sono i valori scientifici e che sono trasversali rispetto, come dire, anche alle opinioni, è la selezione più difficile, ma forse anche più utile da riuscire a fare. Anche perché, Presidente Marco Zecchinelli, sia la scienza che la tecnologia hanno fatto passi da gigante, però nonostante questo noi, e continuo a dirlo, abbiamo questa energia che è carissima. Lei l'ha detto molto bene, pure queste bollette che non riusciamo a capire, anche perché ce le spiegano poco. Io infatti ho detto al Presidente Gerolimetto dei Consorzi Bonifica, forse se venite a spiegare, magari basterebbe anche 2 o 3 volte all'anno cosa avete fatto nel territorio dove avete investito, forse uno sarebbe anche più contento di pagare questa bolletta. E devo dire che mi ha dato ragione, ha detto: è vero Mirella, dobbiamo spiegare di più, essere più trasparenti su quello che viene fatto. Ecco, la trasparenza quanto importante è anche per un'associazione come la vostra. Allora, intanto la trasparenza è un requisito della buona amministrazione, sia essa aziendale che poi della cosa pubblica. Quindi anzi direi che sostanzialmente è un prerequisito, perché chiaramente in ciò che non è chiaro si riesce sempre a fare qualcosa che non è nell'interesse di chi si ha il mandato, delle persone che ti danno il mandato. In relazione alla questione energetica, è una questione centrale, perché tocca a tutti, tocca le imprese e tocca le famiglie. La cosa assurda è che si sono fatti in questo Paese grandi passi avanti in tema di energie rinnovabili. Questo Paese si è in pochissimi anni sostanzialmente dallo scoppio della crisi energetica, che corrisponde, di quella che chiamiamo crisi energetica, che corrisponde all'inizio del conflitto ucraino. Questo Paese ha cambiato filosofia, i tetti delle imprese sono diventati produttori di energia. Adesso qui il sindaco ci diceva di questa esperienza a Vigo Novo sulla comunità energetica, cioè si è lavorato in una maniera incredibile. Tra l'altro è una cosa che è impressionato, perché la velocità con cui siamo riusciti a cambiare le nostre modalità di approvvigionamento, abbiamo cambiato la nostra mentalità, perché fino a 2 anni e mezzo fa il centro energetico del nostro sistema era il gas russo. L'Europa, con un'operazione che è straordinaria, è riuscita in 2 anni a fare una cosa titanica, invertire completamente la politica energetica. Questa cosa è una cosa straordinaria. Ci sono impegnati in questo famiglie, imprese, in questo caso abbiamo visto i comuni, e il risultato qual è? Che abbiamo la bolletta più cara d'Europa, dove tra l'altro paghiamo anche le rinnovabili, paghiamo gli incentivi, anche in bolletta, anche il consumatore finale. E quindi questa cosa chiaramente determina una forte frustrazione, un senso di perplessità, e questo effettivamente lascia davvero impressionante, perché questo enorme sforzo non è compensato da dei vantaggi per il sistema delle famiglie e il sistema delle imprese. Lì manca trasparenza. Allora andiamo a vedere anche cosa dice la Confapi in merito al nucleare Porto Marghera, poi sentiamo anche il professor Mario se vorrà rispondere come idraulica o come cittadino, perché è una cosa che interessa tutti, ma anche qua abbiamo poca possibilità di capire, perché ne parlano molto pochi, stanno lavorando ma non si sa. Andiamo a vedere. Sia il nucleare a Porto Marghera, perché intanto in Italia abbiamo un problema di approvvigionamento relativamente all'energia elettrica. Il fabbisogno nazionale non è coperto ovviamente dalle fonti rinnovabili, che pur nella loro positività hanno tutta una serie di problematiche di continuità. Anche Confapi Venezia si dice favorevole all'ipotesi del nucleare a Porto Marghera per una serie di motivazioni. Il nucleare è la soluzione
soluzione ideale per un paese che aspira a rimanere la seconda potenza manifatturiera europea, e in particolare per quanto riguarda l'area di Porto Marghera c'è tutto un tema di bonifiche relative a quello che la chimica ha lasciato a Porto Marghera, bonifiche che ormai da decenni attendono di essere effettuate e che la costruzione di una centrale nucleare senz'altro non procrastinerebbe più. Per Porto Marghera, continua Zecchinel, che vede nel sito importanti potenzialità di sviluppo, potrebbe essere un'occasione di ripartenza. Si aggiungerebbe tutta una serie di opere compensative che avrebbero delle ricadute importanti per un territorio come il nostro, che purtroppo sta subendo una pesante deindustrializzazione. Allora, professor Mario, come vuole rispondere? Da cittadino? Da cittadino dico che avrei voluto che un secolo fa ci fosse una discussione aperta, anziché pochi nobili veneziani potessero decidere il destino di quello spazio che c'è lì a Marghera, e si fosse potuto evitare quello che per anni è stato, come dire, visibilmente, proprio all'occhio, una situazione poco accettabile. Vicino a Venezia, dentro una laguna bellissima, vedere queste torri, questo sviluppo industriale in un luogo così iconico, devo dire che mi ha sempre un po' sconvolto dentro. Però, visto che ormai le cose sono state fatte e ormai Marghera c'è, credo che il problema sia giusto porlo nell'ottica però che spesso viene trascurata delle scale temporali nei quali le cose devono avvenire. Un po' come con l'ambiente, quando si parla di mitigazione e adattamento, dobbiamo capirci quando parliamo di ciò che dobbiamo fare a breve e ciò che dobbiamo fare a lungo termine. Anche con l'energia abbiamo un problema analogo. Il nucleare non è pronto. I miei colleghi nel mio dipartimento proprio di Padova se ne occupano da anni, abbiamo le migliori teste pensanti, i migliori progetti sono da noi. L'altro giorno ho visto su Rai 1 c'era il collega Zollino appunto che parlava e motivava le ragioni per cui il nucleare è ancora una splendida ipotesi per il futuro, sostenibile e quant'altro. Fatto sta che non è disponibile oggi e quindi il problema va posto con una programmazione che spesso è difficile perché abbiamo la tendenza sempre di più ad occuparci dell'immediato futuro e facciamo molta difficoltà a ragionare sul futuro lontano, sul futuro che non vedrà più noi protagonisti e nemmeno presenti, ma in cui saranno protagonisti i nostri figli. Il nucleare appartiene a quello spazio, a quella scala temporale lì. Io ho avuto un fisico anche molto importante che ha detto, professor Mario, lo dico anche al presidente Zecchinel e al sindaco di Vigonovo, che al nucleare non ci arriveremo mai, che sarà meglio puntare sulle energie rinnovabili, sul solare e lasciare perdere il nucleare. Questo l'ha detto davanti alla televisione, davanti a queste telecamere, e l'ha spiegato dal suo punto di vista anche molto bene. È che a casa facciamo fatica a capire queste cose perché ne sentiamo parlare poco, non conosciamo bene. Ecco, giustamente il professor Mario dice ci sono dei progetti all'avanguardia, ne stiamo parlando, ne stiamo discutendo, però non si sente niente. Ma poi è la popolazione che deve essere investita di questo, anche diciamo, di questa nuova tecnologia, di questa scienza, di questa ricerca. Avete sentito che hanno fatto questo trapianto a cuore battente, che avrebbe mai immaginato una cosa del genere? A Vigonovo c'è stato questo trapianto di fegato che poi vedremo. Diventeremo forse dei robot perché un colpo un arto, un colpo qualcosa. Cioè alla fine noi vorremmo anche capire perché fin là puoi arrivare, poi ci deve essere sempre il buon senso. Ecco, questo buon senso che deve essere adoperato dai ricercatori, dai scienziati, dagli esperti per mettere la comunità in un ambiente sano, in un ambiente confortevole, in un ambiente anche di risparmio energetico. Cosa dice il sindaco?
Sul tema del far capire, dell'aiutare appunto i nostri cittadini a far capire quelle che sono effettivamente le risorse vere, le potenzialità anche vere della scienza, non è facilissimo. Si citava il nucleare, c'è molta confusione in questo senso e anche difficoltà poi da parte di chi tenta di tradurre a volte certi temi in una maniera un po' più appetibile e effettivamente comprensibile da parte dei cittadini. Leggevo ieri, non più tardi di ieri, come l'Università di Padova sul tema proprio dei trapianti sia all'avanguardia in questo senso e stia cercando soluzioni con le cellule staminali per riuscire a produrre in qualche modo organi, quindi tutto quello che è il mondo adesso appunto della donazione che è l'unica risorsa attualmente disponibile per i medici per poter agire in trapianti, potrebbe avere effettivamente un'evoluzione in più. Bisogna studiare con attenzione e secondo me comunicare con responsabilità, perché tutto quello che noi magari di cui disponiamo come conoscenza va a volte tradotto e reso comprensibile a chi altrimenti affronta i problemi con paura, che non è mai, come dire, il partner migliore per affrontare la conoscenza. Quindi da parte nostra, che come sindaci, come primi cittadini che cerchiamo appunto di rappresentare il pensiero di tutti, la responsabilità forse più importante che abbiamo è proprio quella di riuscire a capire effettivamente lì dove ci siano potenzialità sul medio termine o sul lungo termine, come accennava bene il professore, per dare delle opportunità anche di speranza ai nostri cittadini per il futuro. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mi senti bene? Sì, benissimo. Beh no, perché sento pochissimo, ma va bene lo stesso. Allora, per il nucleare in questo caso sono d'accordo con quello che ha detto Zaia, assolutamente no, non tanto perché Tegna come modello comunque sia il mio presidente di regione, ma perché penso che sia a conoscenza più di me di tutte le problematiche, quindi assolutamente no, anche il mio modesto parere. Poi, visto che hai delle persone così autorevoli, importanti, volevo accennare, sanno niente i tuoi ospiti di un progetto messo in piedi dall'ingegnere Castellucci che si chiama Oxy per produrre dell'energia assolutamente pulita? Ecco, do questo input, si trova, io non ho email, internet, eccetera, però so che stanno andando avanti in maniera sempre però con i propri fondi, sicché in maniera molto lenta, e do questa informazione ai tuoi ospiti. Un'altra cosa, ma io credo che purtroppo l'ambiente si può distruggere in tanti modi. Questi tuoi ospiti che lavorano appunto anche a Padova, cosa dicono e come mai non hanno pensato di fermare questa tragedia che è queste 2 nuove linee del tram che stanno distruggendo Padova sotto l'aspetto ambientale, perché alberi non ve ne sia più. Cemento aumenterà al 1000 per 1000, perché anche negli interni non sono lungo le strade s'accavai alberi. Per esempio a Cesanova che c'era 2 giardini, boschetti pazzeschi in quelle 2 caserme, cava tutto, distrutto tutto. Grazie Paola, devo correre, se no non ce la faccio, ma sei stata chiara, hai posto 3 quesiti. Professor Mario. Allora, temo di non aver capito il nome di questo progetto a cui faceva riferimento, che non credo di conoscere, lo ammetto candidamente. Per quel che riguarda la questione del tram, posso solo dire questo, i progetti vanno valutati dopo che sono stati realizzati. È evidente che la fase di cantiere, la fase di cantierizzazione è quella nella quale l'aspetto e l'impatto sulla cittadinanza è il peggiore, è il momento peggiore per tirare delle conclusioni, perché è il momento nel quale si chiedono sacrifici e non si vedono i benefici. Ero l'altro giorno ospite a Treviso di colleghi della città di Treviso che mi dicono che anche lì il traffico si è intasato perché troppi cantieri, troppe cose tutte insieme. Ecco, dobbiamo fare lo sforzo di non giudicare le cose nel momento in cui la cantierizzazione, al massimo ci può essere qualche errore di programmazione da parte di chi deve organizzare queste cose. Però
la risposta principale che vorrei dare è questa. Dobbiamo stare attenti, e questo è un monito che da cittadino informato vorrei lanciare, che lancio spesso, ed è questo. Facciamo attenzione e guai a noi quando la politica in qualche modo deleghi la scienza e la tecnica a prendere le decisioni al posto proprio. Gli scienziati e i tecnici conoscono le cose, sicuramente meglio del cittadino medio, ma non è detto che siano in grado di prendere delle decisioni. A volte la scienza e la tecnica non sono arrivate ancora a una posizione risolutiva che possa permettere una decisione come dire, che non richieda il compromesso, la valutazione costi-benefici, ciò che spetta precipuamente alla politica. Non so se mi sono spiegato. Sentiamo cosa ne pensa Zecchinelli. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Sulla cantierizzazione la riflessione del professor Marion andrebbe proprio... è veramente pertinente, insomma. Però poi la questione è un'altra. Diceva giustamente il professore che non si può affidare che non si può affidare solo alla scienza, ma ci vuole la mitigazione alla politica, ma purtroppo non si può affidare neanche all'opinione pubblica, perché sul nucleare a noi ci ha sempre detto male, perché abbiamo fatto un referendum nell'87 dopo Chernobyl e quindi l'opinione pubblica aveva un certo orientamento. Il governo Berlusconi nel 2008 cambiò queste norme perché ci si rendeva conto che il nucleare sarebbe stato il futuro, allora era il 2008. Abbiamo fatto un referendum nel 2011 quando c'è stata l'incidente di Fukushima, e quindi con noi col nucleare ci ha sempre detto male. Però io alla fine che faccio l'imprenditore mi trovo che un collega francese paga meno della metà di quello che pago io all'energia elettrica, un collega francese. E quindi chiaramente mi trovo di fronte ad una situazione. Noi che teoricamente siamo la seconda manifattura europea, teoricamente, e ancora non so per quando, oggi abbiamo una situazione di questo tipo. Tra l'altro questa situazione, che poi è dipesa anche da scelte energetiche che sono state affidate all'opinione pubblica, ci rende meno competitivi, e siccome probabilmente il futuro della mobilità sarà elettrico, oggi abbiamo una situazione per cui il costo anche della ricarica automobile elettrica è più alto di quello di un combustibile fossile, cosa che per esempio è esattamente inversamente proporzionale a quello che succede in Cina, dove caricare un'auto elettrica costa la metà di caricare un'auto a combustibile fossile. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti gli ospiti. La prima domanda che magari mi dimentico, Zaia vorrebbe fare una diga lì in Veneto, spiegatemi dopo perché non vogliono farla, uno. Secondo, la Slovenia, 3 milioni di abitanti, sta costruendo la terza centrale nucleare. Guardi che la Francia paga il 30% di meno corrente di noi, e qualche giorno fa volevano aumentarle e hanno protestato i francesi. 4, noi io ho votato sì al nucleare, avevamo il 30% con le 4 centrali nucleari. Adesso Mirella, c'è un altro tipo più sicuro del nucleare, no? Anche questo, farne piccole centrali e sparse per l'Italia, 7-8, la Francia ne ha 58, la Spagna ne ha 30, noi sul cappello qua, se scoppia una, siamo fottuti, altro che Chernobyl. Vi saluto, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni da Luciano, da Bassano. Vedete che a casa vogliono essere informati, vogliono capire, vogliono dire anche quello che pensano. Io dico sempre che bisognerebbe ascoltare, poi ognuno fa le proprie riflessioni e la politica deve prendere appunti e poi decidere. Quanto importante è una decisione politica, ecco, a livello nazionale per quanto riguarda l'ambiente, l'utilità, la salute pubblica? Perché poi voi siete anche i responsabili della salute pubblica, ve l'hanno dato a voi sta palla, non se la sono tenuta loro. Succede qualcosa, è responsabile il sindaco. Mettiamo in Noppi Fas, quando ho avuto il sindaco di Trissino, poveretto, non sapeva più da che parte parare perché non c'entrava niente, ma si è trovato lui, è stato eletto, la palla. Salute pubblica, prego sindaco.
Salute pubblica, torniamo forse un po' anche al discorso di prima, però parlando strettamente della salute pubblica è difficile anche questo, perché fortunatamente in Veneto siamo una regione anche da questo punto di vista che può sentirsi, come dire, all'avanguardia, però è difficile per noi dare risposte in questo senso. Penso adesso alle case di riposo in particolare e alle necessità che abbiamo con tutti gli anziani che abbiamo di dare loro risposte e dare risposte ai tanti che hanno bisogno di uno spazio in cui poter trascorrere la vecchiaia in maniera dignitosa, e la difficoltà per noi con i cittadini e anche con le strutture stesse per trovare quei fondi e quelle coperture che effettivamente si fa fatica a destinare anche a questo tipo di necessità, che è palesemente in crescita e soprattutto necessita di risposte vere. I nostri anziani sono tanti e hanno davvero bisogno di sentirsi, come dire, al sicuro proprio in quegli anni in cui non possono contare più magari sulla propria, come dire, età più solida, e al tempo stesso non tutti hanno famiglie che possano rispondere ai bisogni loro, e sempre noi sindaci siamo quelli che si trovano in prima linea capillarmente nei nostri territori a cercare di trovare soluzioni, perché il problema vero non è solo dare risposte, ma è proprio quello di trovare le soluzioni. Allora, professor Mario, poi le prometto che vedremo anche e guarderemo questi libri dello scrittore Andrea Mario, ma mi scusi, noi continuiamo a parlare di terza corsia, fa poco di quarta, quinta corsia, perciò su gomma, senza pensare che abbiamo l'Italia morfologicamente circondata dall'acqua, magari anche dalle ferrovie, avevamo dei porti meravigliosi, eppure non si continua a guardare, si continua a parlare di dighe, di bacini di laminazione, di autostrade. Ma perché non si guarda da un'altra parte, professor Mario? Perché non si guarda la potenzialità che avrebbe questo paese, che invece di allargare si stringe sempre di più, ci sta soffocando? Prego, professore. Devo dirle che non sono sicuro di aver capito il punto della questione. Allora, noi parliamo di trasporto, acqua e ferrovia, questo è il punto, professore. Ecco, appunto, parliamo di trasporto, quindi. Ma questo è un grande tema che ha segnato la storia del nostro paese nel secondo dopoguerra, legato anche a scelte chiaramente politiche di una generazione della politica e dell'industria che ha visto poi anche il predominio di una certa industria italiana, che è quella che adesso tra l'altro è proprio in crisi, ma che ha segnato un po' la crescita economica. È stata fatta una scelta di sistema nel puntare sulla gomma, anche perché c'era un'industria che poi è diventata leader e ha esportato e ci ha un po' trainato in qualche misura l'economia. Poi che si sia d'accordo o no con queste scelte dovremmo prendercela con chi le ha fatte, ed erano i nostri padri, quasi i nostri nonni. Sicuramente però professor Mario l'ha detta il verbo giusto, prendersela vuol dire che hanno sbagliato, perché se me la prendo con qualcuno vuol dire che quello che hanno deciso è stato sbagliato. Ma perché si va sulla Luna e non si continua a capire che abbiamo anche questa possibilità? Cioè parliamo del ponte in Sicilia e abbiamo la ferrovia monorotaia, cioè non so, qualcuno si rende conto? Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro l'alta velocità, che era ormai, come dire, partita come idea, si è fermata, è morta mentre la si stava facendo, e questo a dimostrazione del fatto che siamo un po' isterici anche, la politica cambia, i governi cambiano e si portano dietro delle forme di isteria legate al fatto che non c'è una visione comune su questo tema. Questo è proprio un tema divisivo, lo è stato sempre, quello delle modalità di trasporto. C'era una ragione economica, come dico, avevamo una grande industria del trasporto su gomma, e questo giustificava il fatto che si andasse a potenziare, perché su quello si è basato anche lo sviluppo di grandi aree del paese, grandi movimenti di gente, e anche una certa, come dire, un certo
recupero delle aree depresse del paese. Contestabile, certo, perché vediamo che era una soluzione non duratura e il mercato sta mostrando come quella scelta ora mostri tutti i suoi limiti e risulti anzi controproducente, lasciandoci delle cattedrali nel deserto probabilmente che saranno dei costi in più. Sì, però vede professor Mario, il politico passa, però i guai ce li prendiamo noi perché poi li paghiamo noi, questo è il grande dramma, perché se pagassero quei soldi loro a noi andrebbe anche bene, hanno sbagliato e se la pagano, ma il problema è che fanno le cose, le cattedrali come dice lei, ma le cattedrali le paghiamo noi e vediamo i risultati, è una cosa veramente incredibile. Non c'è dubbio. Ma soprattutto, professor Mario, secondo lei ci sarebbe la possibilità di questa visione, di questo trasporto, di cambiare il modo di trasportare, visto diciamo proprio la morfologia del paese? Perché andiamo sulla Luna, facciamo i giretti, ma possiamo farli via treno, via acqua, i trasporti, ad esempio poi sentiremo anche la Confapi? No, non si può. No, ma guardi, stiamo vivendo un grande sviluppo per esempio della tecnica aerospaziale. Noi abbiamo una quantità di iscritti a ingegneria aerospaziale a Padova che è quasi difficile da capire. La verità è che l'Italia e il Veneto stanno diventando leader delle competenze futuribili sulla colonizzazione dello spazio. Siamo già oltre, per certi versi siamo già oltre, no? Qui c'è una questione legata alla programmazione di risorse e dell'analisi costi-benefici. Faccio un po' fatica a ragionare su grandi sistemi perché non è il mio campo di competenza diretta. Da cittadino osservo che tutto ciò che ormai impatta le nostre vite, in particolare nel nord-est abbiamo la qualità dell'aria che sta diventando veramente il punto più importante e il punto decisivo per le scelte che dovremmo fare e ancora non prendiamo, perché abbiamo l'aria più inquinata del mondo e tutti i parametri che vengono imposti in Europa non riusciamo a rispettarli e nemmeno ad andarci vicino, tanto siamo messi male nella pianura padana. Ecco, già questo dovrebbe essere un motivo sufficiente per pensarci, non crede? Grazie professore, le voglio bene professore, perché veramente fa capire che se si vuole si può anche cambiare marcia, sindaco, si può cambiare marcia, il problema è capire dove qualcuno vorrà andare a parare anche per il futuro di questi ragazzi, perché il futuro è nelle loro mani e molti si pongono un punto di domanda: quale sarà il nostro futuro? Giulia da Venezia, vai Giulia! Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti. E ai tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, volevo dire, mi hai sentita fino adesso? Sì, bene, Mirella? Bene Giulia, bene. Sì. Volevo dire che al professore che ha appena parlato do ragione, Mirella, guarda, in tutto e per tutto, perché anch'io sono contrarissima al nucleare. Anzi, mi dà un volta stomaco a sentirne parlare, perché ci sono altri mezzi per fare l'energia pulita. Ecco, allora volevo dire questo, Mirella, per quanto riguarda a quello delle pensioni, Mirella, a vedere ieri sera su Focus, che sono tranquillissimi, ma sì, 3.000 euro per loro non sono niente. E per noi, Mirella, 3 euro al mese, le pensioni minime. Mirella, tu sai che ho una reversibilità di mio marito, che se me l'avessero data tutta vivrei bene. Invece c'è stato l'euro, il cambiamento, si è dimezzato tutto e non è una vergogna, Mirella. Ma questi qua ci stanno prendendo in giro, Mirella. 3 euro ai pensionati e 3.000 euro in un colpo per quelli che sono, non ho capito bene, adesso non sto qui a farti, ma questi qua sono vergognosi e scandalosi, peggio di tutti quelli che ci sono stati. Speriamo vadano via.
Abbiamo sentito le riflessioni di Giulia, che ringraziamo. Guardiamo anche le copertine dei libri del professor Mario, perché è giusto capire, ecco, questa persona come cerca anche di mettere su carta quello che pensa, le visioni che ha. Allora andiamo a vedere questi libri, vediamo dalla regia se ce li fanno vedere, che così li commentiamo. Quando ha capito di essere uno scrittore, professore, oltre... Eccolo qua. Questo ad esempio cosa narra, professore? Questo è il mio secondo romanzo che pone al centro, sono gialli, c'è il morto e c'è un commissario veneto passionale, assolutamente identitario, un venetista moderno, colto, che indaga, e nel caso particolare al centro di Patavina Mors ci sono dei temi del nostro tempo. C'è in particolare il rapporto degli uomini con l'ambiente, perché la vittima si occupa, proprio un grande esperto di ambiente, ma poi trattiamo in quel libro, saltano fuori i grandi temi della fuga dei cervelli, che è un tema mai abbastanza discusso. I nostri giovani che dopo essere cresciuti grazie alle nostre risorse vanno a portare le competenze fuori. Il bilancio economico, quando si facciano i conti, è incredibilmente elevato a nostro danno, proprio da un punto di vista finanziario. E poi c'è il tema, in questo libro appare anche il tema della violenza sulle donne. Tra l'altro colgo l'occasione, quando vedo il sindaco di Vigonovo non si può non pensare a Giulia. Proprio un anno fa, io ho una figlia tra l'altro che è nata una settimana prima di Giulia, la mia seconda figlia. Infatti è arrivata anche la seconda copertina in Virus Veritas, eccolo qua, prego Mario, eccolo qua. Questo è il mio terzo romanzo, qui invece parliamo del rapporto dei cittadini con i grandi poteri sovranazionali, in particolare la finanza. E quindi c'è un giallo di carattere un po' geopolitico. Devo dire che però questi romanzi hanno un tratto comune, che è quello rappresentato da questo commissario veneto che racconta il nostro Veneto di oggi. Sì, ha fatto bene, anche perché noi abbiamo tanti commissari, non solo in Veneto d'Italia, ma non sappiamo mai alla fine cosa succede. Andiamo a vedere anche l'altro libro, questa copertina. 2 soli, no, siamo in 3 soli questa mattina, vero? Siamo in 3 soli, perché veramente siamo un po' confusi. Prego, professore. Ma questo era il mio primo romanzo. Devo dire che la serie di 4, editi da Piazza, da Silvano Piazza, che qualcuno conoscerà bene, perché è noto anche per la politica. La serie di 4 romanzi si concluderà con il quarto, che è pronto e che uscirà all'inizio dell'anno prossimo, che si chiama Oro Veneto, in cui il titolo credo dica molto, in cui immaginiamo un Veneto che finalmente prenda coscienza di sé e in qualche modo esploda delle proprie virtù. Chissà la Confapi Zecchinelli, se scrivesse un libro, Marco Zecchinelli, che titolo avrebbe? Prego Zecchinelli, come commenta? Ecco, questo uomo, questo professore che cerca anche di diventare scrittore, di aggiungere qualcosa a quello che già sa, per fare emozionare anche, perché il libro ti emoziona. Il bello dell'insegnare, come appunto fa il professore, e del fare l'imprenditore, è la circostanza che poi puoi cambiare realmente le cose, puoi cambiare la vita della gente. Il titolo di un libro della Confapi sarebbe proprio questo aspetto umano, perché noi, essendo piccola e media impresa, abbiamo questo rapporto diretto con le persone. Quando si dice che i dipendenti sono una famiglia, è una cosa un po' fantoziana, no? Invece nell'esperienza dell'artigiano veneto, nell'esperienza dell'imprenditore veneto, c'è veramente un rapporto con le persone che lavorano e con la società che sta intorno, che è una cosa tipicamente nostra, è un grande valore che dobbiamo essere attenti anche nell'esercizio dell'insegnamento a non far perdere alle generazioni future. Allora sentiamo invece il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. Qui ho le letterine di Natale. Se lei, ieri l'ho detto ai miei ospiti, che letterine scriverebbe a Babbo Natale? Qual è il desiderio del sindaco Luca Martello di Vigonovo? Tanti desideri.
Mi trovo impreparato. Questo è il bello della trasmissione, no? Quale desiderio? Se dovesse scrivere la lettera a Babbo Natale che arriva a Vigonovo dal sindaco? Davvero che ci aiutasse, se può, che ci aiuti davvero a capirci veramente. Cioè che la capacità di comunicare tra di noi sia effettivamente sana e compiuta, perché quello che vivo costantemente è la percezione di tante cose che diciamo e non riusciamo a farci capire, tanti messaggi che ci mandano e non riusciamo a cogliere, e il dubbio che a volte siano fatti apposta questi messaggi in maniera, come dire, mediata per confonderci è il vero dubbio con cui vivo questa realtà, e non mi riferisco ai mezzi di informazione, o non è una critica, come dire, credo sia proprio un bisogno che abbiamo tutti di dare particolare attenzione al modo con cui comunichiamo tra di noi, con la responsabilità che c'è. Eppure c'è chi lo fa. Andiamo a vedere questo trapianto di fegato proprio a Vigonovo, perché noi parliamo sempre di grandi realtà. Andiamo a vedere e a sentire. Per Lorenzo Baliello il 29 luglio 2021 è la data della rinascita. Dopo una prima chiamata e il ritorno a casa per incompatibilità dell'organo, nelle sale operatorie dell'equipe dei trapianti epatobiliari dell'azienda ospedaliera di Padova, Lorenzo è tornato a vivere. La sua testimonianza in un'occasione festosa alla Sagra di Vigonovo, il paese dove vive, è un segno di speranza. Dopo 18 anni di convivenza con una rara malattia epatica degenerativa, la colangite sclerosante primitiva, per Baliello, sposato e padre di un ragazzo, il trapianto è stata l'unica via. Dall'intervento, e grazie al suo angelo donatore, un ragazzo di 17 anni, nonostante 2 piccole crisi di rigetto e tanti farmaci, Lorenzo Baliello, testimonial e socio AIDO, è tornato a una vita quasi normale e dopo aver ottenuto il certificato di idoneità agonistica a febbraio scorso ha partecipato, unico atleta trapiantato tra 1000 atleti arrivati da tutta Europa, alla Gran Fondo Internazionale di Sci da 37 km da Dobbiaco a Cortina. Allora, intanto complimenti sindaco per far capire che anche su questi paesi, su queste realtà c'è una sanità che funziona, queste meraviglie di chirurghi che abbiamo, questi team, queste squadre, magari ci ricordiamo il ristorante ma non ci ricordiamo il nome del chirurgo che ci ha operato, dell'anestesista, perché siamo fatti così noi. Ecco, cosa vuole dire? Ecco, che messaggio è questo messaggio che abbiamo visto, sindaco Martello? L'esperienza di Lorenzo Baliello per noi è stata un'opportunità per inoltrare, come dire, a tutti i nostri cittadini. Abbiamo cercato il più possibile di valorizzarne lo spirito, perché alla fine di un percorso come il suo impegno adesso è quello di raccontare quello che ha vissuto, di far conoscere ai cittadini l'importanza di donare con AIDO nel caso specifico. Ho visto proprio ieri peraltro che Lorenzo è stato premiato da Venice Marathon perché ha partecipato anche lui quest'anno, ed è la cosa in assoluto più bella, il fatto che era uno sportivo, ha vissuto grazie alla scienza e all'intervento che ha avuto la possibilità di ripartire, e l'ha fatto ripartendo da quelle che erano le sue passioni, compresa quella sportiva. Quindi è un esempio positivo di quanto fondamentale sia in questo caso donare, quindi iscriversi ad AIDO, aderire mediante direttamente anche i nostri uffici anagrafici quando facciamo la carta d'identità, richiedere la possibilità di essere donatori, e quindi anche questa occasione mi è utile per ricordare Lorenzo e fargli i miei complimenti per quello che sta facendo con AIDO, e per ricordare a tutti che donare è importante anche quando magari riteniamo che sia già finita, è finita magari per noi, ma può essere una nuova vita per qualcun altro. Allora, prima di lasciare i nostri ospiti e in particolare anche il professor Andrea Marion, andiamo a vedere questa cartina Piavi in piena 66 e poi salutiamo anche il professor Marion. Eccola qua. Professore. Sì. Ecco, noi vediamo questa cartina. Ecco, ce la spiega un pochino. Una cartina che avevamo analizzato in qualche occasione, in qualche visita precedente, se si ricorda, certo. Mostra quello che accadde nel 66, proprio in occasione di quell'evento che mise in ginocchio tutta l'Italia, più che non solo il Veneto.
Questa cartina è importante soprattutto per i ragionamenti che si stanno facendo attorno alla salvaguardia del Piave, no? Che è un tema nel quale abbiamo avuto proprio di fronte a lei occasione di vedere e di far risaltare anche le differenze di opinione che nascono all'interno dello stesso mondo scientifico, a dimostrazione del fatto che non sempre la scienza riesce a dare soluzioni univoche, riesce a dare risposte secche. Ma vanno mediate. In questo caso devo dire, ecco, una nota forse un po' polemica, visto che io non mi sottraggo quando devo alla polemica, è che purtroppo io non ho accolto dentro di me, nel mio cuore, positivamente, e non per la mancanza di competenza del commissario, la scelta di affidare a un commissario ora la scelta di che cosa fare sul Piave. Il commissario è di assoluta qualità, non si discute, ma non è questo, non mi piace l'idea che ciò che doveva essere politica diventi in realtà una delega quasi in bianco alla dimensione tecnica, speriamo anche scientifica, della scelta. Grazie veramente, grazie professor Andrea Mario per aver spiegato, aver visto, perché dobbiamo anche vedere e conoscere di cosa si parla. Questa cartina è molto chiara, la vediamo benissimo, poi ognuno faccia le proprie riflessioni, però visto che siamo la comunità anche noi vorremmo capire anche dove si andrà a parare in futuro. Io ringrazio veramente i miei ospiti, ringrazio Marco Zecchinel, presidente Confappi Venezia, di essere stato con noi, grazie al sindaco di Vigonovo Luca Martello che è stato con noi, grazie al professor Andrea Mario, ordinario di idraulica all'Università di Padova, ma anche cittadino trevigiano e scrittore. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo 280 detenuti su una capienza di 150. Le grida arrivano da una delle finestre sbarrate del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in una fredda mattinata d'inverno con la testa tra le sbarre per riuscire a farsi sentire. Alla vista delle nostre telecamere alcuni detenuti ci chiedono di raccontare attraverso la loro voce le condizioni in cui si vive nella struttura. Molto male, rubano anche i soldi quando fai la spesa. Acqua alla spente calda, scaldamento non funziona, manca scaldamenti non funzionano nei corridoi. C'è gente che deve non andare alla psichiatria, non qua a carcere, deve uscire da carcere, deve stare in psichiatria. Ci sono gente malati, ci sono gente che vogliono tutto il giorno suicidare. L'ultimo suicidio, lo scorso 5 novembre, il terzo nel carcere veneziano dall'inizio dell'anno, il 79esimo in Italia. Una situazione al collasso, quella di Santa Maria Maggiore, che da tempo è sotto gli occhi di tutti, con le tante, troppe denunce, soprattutto nell'ultimo anno, di sindacati politici ma anche agenti di polizia penitenziaria, a loro volta in condizioni al limite con turni di servizio e carichi di lavoro massacranti, oltre alle aggressioni. Marco, usiamo un nome di fantasia, ha 26 anni, poco meno di un anno e potrà tornare libero. Ci racconta che così non è umano scontare una pena e lancia un appello, l'ennesimo. Chiediamo che sia sfollato un po' il carcere, perché siamo in troppi qui dentro. Un grido disperato con la speranza che non resti tra quelle mura e prima di rientrare nelle celle un pensiero dal carcere veneziano va a Giulia Cecchettin. Siamo tutti con Giulia, pace all'anima sua. E chi meglio? E ringrazio il dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso, per commentare questo servizio che abbiamo visto, queste urla che abbiamo sentito, queste richieste di aiuto. Ma saluto anche da Venezia l'avvocato Luca Sprezzola, esperto in diritto civile, diritto del lavoro e altro. Grazie anche a lei, avvocato, di essere qui con noi perché commenteremo insieme anche questa parola, diritto civile. Allora, dottor Quagliotto, ringrazio anche il sindaco Luca Martello di essere rimasto con noi perché era importante e se ce la fa la sua presenza, perché sono i sindaci poi che hanno delle patate bollenti incredibili. Prego, dottor Quagliotto, come commenta questo servizio? Allora, sicuramente c'è una parte di realtà in quello che viene esposto, nel senso che il problema del sovraffollamento è un problema
che è ormai cronico nel nostro sistema e non è un problema di oggi, è un problema che ci stiamo portando avanti da molti anni e sicuramente questo è un problema che, come ogni problema, deve trovare una soluzione. Abbiamo visto che nel passato le soluzioni cosiddette palliative, gli indulti, non sono serviti, nel senso che c'è stato nel 2006, se non ricordo male, un grosso indulto che ha portato a un deflazionamento delle presenze, però adesso siamo ai livelli di prima. Probabilmente stiamo scontando un ritardo che non può essere sanato dall'oggi al domani nell'edilizia penitenziaria, perché è chiaro, no? Se una persona ingrassa, il sottoscritto ne è un esempio, o decide di dimagrire o cambia il guardaroba, quindi allarga i vestiti. In questo caso allargare il vestito significherebbe fare ulteriori strutture e ampliare anche quelle esistenti, e non è una cosa facile, perché non è una cosa che si può fare con tratto di penna come potrebbe essere un indulto o un'amnistia. Indulto e un'amnistia che rischiano poi, come si è visto, parlo da un punto di vista non né cronachistico né politico, da un punto di vista storico, di spostare in là il problema, no? Come abbiamo visto 20 anni fa è stato fatto l'indulto, si sono svuotate le carceri, c'è stato il commissario straordinario all'edilizia penitenziaria, qualcosa è stato fatto, poi questo commissariato è stato chiuso e il problema si è dimenticato. Abbiamo preso un po' di respiro e adesso siamo al punto in cui bisogna dare una svolta, e da questo punto di vista si è deciso a livello così di politica generale di dare una svolta con l'implementazione di alcune misure, cioè quella di puntare molto sulle misure alternative e soprattutto con l'ultimo decreto, il decreto Nordio, di selezionare una categoria di persone che stanno in carcere, sulle quali il problema principale non è solo il fatto di reato e lo scontare la pena, ma anche altri fattori, quali la tossicodipendenza o il disagio psichiatrico. Per questo sono state pensate, e con un prossimo decreto esecutivo dovrebbero essere individuate delle comunità accreditate che abbiano determinate caratteristiche dove far scontare la pena a queste persone, perché in questo caso qui è più importante prevenire attraverso una cura e un percorso riabilitativo che impedisca la recidiva. Abbiamo una telefonata, mi sembra. Pronto? Pronto? Niente, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, avvocato Sprezzola, come commenta le parole del dottor Quagliotto e soprattutto capire cos'è il diritto civile e il diritto del lavoro? Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per il collegamento. Per quanto concerne il problema delle carceri, soprattutto circoscritto a Venezia, mi collego al servizio che è appena stato fatto, è un problema che la Camera Penale di Venezia ha affrontato in prima persona, proprio perché il concetto di pena dovrebbe avere come sua base il recupero sociale. Chiaro che se dati statistici alla mano abbiamo che nelle carceri di Venezia ci sono all'incirca 260 detenuti per una capienza massima di 159, è chiaro che il recupero sociale in condizioni di violazione della dignità umana diventa alquanto problematico, però è chiaro che questo è un problema un po' diffuso, nel senso che mancano le strutture, mancano gli spazi, non è certo possibile imputare una responsabilità alle carceri in sé per sé di Venezia piuttosto che altrove. Se non ci sono gli spazi in proporzione ai numeri dei detenuti che vengono rinchiusi, è ovvio che di conseguenza non è possibile garantire una soddisfazione della pena intesa come recupero sociale. Sono d'accordo con quello che dice il dottore, che perlomeno bisognerebbe cercare di adoperare per quanto possibile pene alternative, come la possibilità di scontare, magari per chi è a fine pena, la pena attraverso misure alternative, quindi fuori dalle carceri stesse. Senta, avvocato Sprezzola, lo dico anche al dottor Alberto Quagliotto,
ma non è che forse abbiamo affollato queste carceri di persone che forse si potrebbe recuperare in maniera diversa? E invece continuiamo adesso con queste risse maggiorenni, si sa bene che dopo 2, 3, 4 qualcuno andrà anche all'interno dei carceri già pieni. Allora stiamo parlando di quasi sempre ragazzini, ragazzi. Non è forse, dottor Quagliotto, che dobbiamo pensare a qualcos'altro, più scuola, più sport, più lavoro, interventi in famiglia? Cioè che magari il carcere che sia la famiglia, dove ci sono dei genitori che fanno rispettare le regole, gli orari, più scuola, più studio, perché abbiamo sentito anche presidente della Confapi quanti pochi laureati abbiamo in Italia rispetto ad altri paesi. Cioè perché si deve reprimere in maniera anche, come avete spiegato, in situazioni che non si può fare? Come fai? Come fai se è già pieno? Dove li metto? Ecco, cosa vuole dire il dottor Quagliotto? Poi sentiamo anche l'avvocato Sprezzola e poi anche il sindaco, perché poi ricade anche sul sindaco. Beh, i sindaci da questo punto di vista non li invidio perché sono il front line di tutte. Infatti l'ho fatto rimanere apposta. Sì, penso che non si dovrebbe più dire piove governo ladro, ma piove sindaco ladro, perché no, c'è questo. Allora, io qua ovviamente adesso parlo come cittadino generico medio, non come addetto ai lavori. Magari alla fine faccio la postilla. L'Italia ormai è una repubblica non più fondata sul lavoro ma sul sì. Il no non è permesso. No. Non è permesso perché? Perché non ci sono più le agenzie educative naturali preposte a dire il no. In famiglia è tutto un sì. Sti bambini, abbiamo genitori in ostaggio dei marmocchi. È inutile dirlo, è inutile nascondersi dietro una pagliuzza. La scuola viene anche questa svuotata di autorità. Se un insegnante osa alzare la voce nel senso di voler affermare l'autorità scolastica, subentra il ricorso al TAR, una sospensiva e un cavalierato in Italia non si negano a nessuno e la promozione è assicurata. E avanti spostiamo il problema. Poi andiamo sui campi di calcio, i genitori che aggrediscono gli arbitri, cioè non c'è la capacità di stare insieme alle altre persone, il che significa che si deve dosare il no e il sì, perché ovviamente quando stiamo insieme ad altri non possiamo fare diversamente. E allora succede che, come è successo a Treviso l'altro giorno, che se una persona si rifiuta di consegnare un cellulare viene preso a bottigliate dal bambino. Bene, falliti tutti questi step, interviene l'esecuzione penale, perché alla fin fine, e dai oggi e dai domani, un tribunale ti intercetta, un tribunale ti condanna e alla fine, esaurite tutte le condizionali, ecco anche qui forse ci sarebbe da dire qualcosa, esaurita tutta la pazienza del sistema giuridico penale italiano, interviene il carcere. E noi cosa dovremmo fare? Recuperare tutto quello che non è stato fatto prima? È impossibile. C'è una ricetta magica? No. Cioè, bisognerebbe fermare il tempo, fargli tornare indietro, riavvolgere il nastro e dire da dove eri dicebamus, da dove eravamo rimasti. No, è impossibile, è impossibile. È inutile richiedere all'ultimo step del processo educativo tutto quello che non è stato fatto prima. E qui subentra il nostro compito, quello della rieducazione. Da questo punto di vista cerchiamo di offrire una ripartenza con delle persone che nel frattempo non solo hanno violato la legge, ma magari si sono anche deteriorate personalmente. Cioè, vediamo persone che hanno abusato di alcol, di psicofarmaci, che hanno ormai un profilo psichiatrico, psichico in senso lato, molto deteriorato. E quindi qua ripartire come si fa? Non si riparte più da zero, ma si riparte da delle fondamenta deboli, e su fondamenta deboli bisogna costruire una casa giapponese, diciamo, leggera, che sappia reggere l'urto della vita.
Sindaco, come commenta le parole, mi sembra molto chiare, del dottor Quagliotto? Il dottor Quagliotto sicuramente ha un punto di vista che per noi risulta essere prezioso in questa discussione, proprio perché ha proprio l'esperienza di chi poi si trova a rieducare, no? Mi fermo sull'educare però, che forse è quello che riguarda noi, perché il compito appunto del carcere è quello di rieducare. La domanda, l'interrogativo che ci facciamo noi, cogliendo poi anche quanto prima ha detto, è come compiamo noi il nostro obbligo educativo. Cioè andiamo a rieducare qualcuno che effettivamente era educato o si parte proprio da zero perché l'educazione è stata carente nella fase in cui invece i tempi magari potevano essere più ordinari e più efficaci se condotti nella maniera responsabile ed opportuna. Questo è il vero tema, parlo come sindaco, e quindi pensando a tutta la nostra popolazione e non al segmento carcerario come nel caso del dottore. Dobbiamo capire, e questo è un interrogativo che mi pongo per primo anche come genitore, sulla capacità appunto di saper dire quei no e poi la capacità come amministratore di supportare quei no che autorità vicine alla mia e alla nostra devono saper dire, consapevoli che quando si girano dietro poi trovano quella conferma di stabilità che è necessaria. Abbiamo Giorgio in linea, vai Giorgio. Niente, cade la linea. Allora, avvocato Sprezzola, quello che mi sorge un dubbio. Allora, questi ragazzi, parliamo degli ultimi perché è recentissimo, di 2 giorni fa, questa rissa finita con bottigliate, questo ragazzo in fin di vita all'ospedale, questi ragazzi fatti di chetamina, così abbiamo sentito. Possibile che nessuno si sia accorto di niente? Possibile che non si riesca da parte della famiglia a fare prevenzione? Dove prendono questi soldi? Com'è vestito mio figlio? Da dove arriva quella roba? Dove va mio figlio? Cosa fa? Cosa c'è nel cellulare? Ecco, questo è un diritto civile da parte del genitore di sapere, specialmente se il figlio è un minore. Invece qual è il problema? Che si fa fatica a guardare, perché guardare vuol dire mettersi in prima persona a capire che hai fallito. È là il problema, lo sanno benissimo questo. Lo sanno talmente bene che rifiutano davanti ai sindaci, io ne ho avuto uno in particolare, che nonostante il video facesse vedere il figlio che stava facendo questo atto di violenza, diceva non è mio figlio, non è mio figlio. Ma come non è tuo figlio? Ma guardalo. Allora, avvocato, come si fa? Perché parliamo di rieducare, di educare i ragazzi, le persone che sbagliano, ma iniziare a rieducare le famiglie, invece di rieducare solo i ragazzi, che non rieduchiamo le famiglie. Tu hai sbagliato, sei responsabile di tuo figlio perché è un minore, bene, allora anche tu pagherai le conseguenze, perché se no non ne andiamo fuori. Questi genitori che non vogliono fare i genitori devono riuscire a capire che questo far loro, questo modo di comportarsi fa male a tutta la comunità. È un danno alla comunità che dopo deve pagare anche i danni, perché è la comunità poi che paga i danni, non è il sindaco in sé, è la comunità. Allora, cosa si può fare per far capire che tutti abbiamo un diritto civile da rispettare? Avvocato Sprezzola. Sì, allora innanzitutto bisognerebbe partire dal concetto che non viviamo in un mondo da soli, ma viviamo in una comunità, quindi bisognerebbe iniziare a essere più tolleranti e responsabili. Prima di tutto le famiglie dovrebbero non guardare i loro figli con gli occhi di un papà o di una mamma, ma con gli occhi di persone responsabili che devono crescere i loro figli all'interno di un mondo e devono insegnare come questi figli devono socializzare. Per esempio sarebbe molto utile, visto che ci sono convegni a destra e a manca in qualunque città proprio sulla socializzazione, che magari noi stessi partecipassimo ogni tanto a questi incontri dove sono presenti psicologi, sono presenti
pedagogisti, dove sono presenti persone che possono magari aiutare a approcciarsi ai giovani di adesso che tendono ad essere a credere più ai video YouTube che vedono in televisione che a quello che dice i propri genitori. Io, se posso, da avvocato magari darei anche uno spunto tecnico. Esiste comunque una fase che è precedente a quella del carcere o comunque del ricorso all'autorità penale e riguarda, visto che stiamo parlando di risse di minorenni che purtroppo sono all'ordine del giorno in tutte le città, esistono anche dei provvedimenti che risalgono anche nel tempo, che sono stati aggiornati di recente. Mi riferisco alla DASPO urbana, gli stessi sindaci a tutela del loro territorio, laddove ravvisano situazioni di pericolo per rovina del territorio di aree urbane, possono applicare anche ai minorenni, basta che abbiano più di 14 anni, una DASPO. Questa potrebbe essere siccome non ha conseguenze di natura penale, ma semplicemente una inibizione a frequentare quel determinato tipo di area per 24-48 ore, potrebbe essere comunque uno spunto per far capire al minore e ai genitori del minore, perché ovviamente vengono convocati loro in quanto esercenti la patria potestà sugli stessi, che c'è una situazione di pericolo e che se superano ulteriormente questa situazione di pericolo poi magari si va nel penale. Questa cos'è? Una misura di prevenzione. Sì, ho capito, avvocato, ma questi se ne fregano del problema del penale. Questi hanno alzato talmente tanto l'asticella che se ne fregano di tutto. Prima perché sono un po', come dice il dottor Quagliotto, hanno il cervello un po' bruciato, perché ricordiamoci che non è che hanno iniziato ieri a farsi di chetamina, cioè, cerchiamo anche di capire. E poi sento sempre diritto, 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 e l'obbligo? L'obbligo, Sindaco, l'obbligo anche di far cercare di capire che c'è questo DASPO, ma quanto è difficile applicare questo DASPO? Prego, Sindaco. Ma io credo che l'obbligo di un genitore in questo caso sia quello, per esempio, di controllare i telefoni dei figli, cosa che invece sarebbe già una forma di consapevolezza del soggetto. Ricordiamo che a 15 anni, 14 anni, se hanno un telefono è sicuramente intestato al genitore, non può essere intestato al figlio, e posso dare la conferma di famiglie che non hanno la percezione del tipo di vita digitale che conduce il figlio. Spesso dentro a questi ambienti, che per tanti genitori purtroppo magari sono nuovi e anche difficili da comprendere, però dentro lì ci sono una serie di informazioni, una serie di distorsioni anche, che sicuramente sono nocive per un ragazzo, per una ragazza di ancora giovane età, che non può che essere di fatto vittima in questi casi di tutte quelle cose che vengono fatte ad arte proprio per ricercare quelle vittime e quei ragazzi giovani che poi si costruiscono un'opinione, un'idea completamente distorta della realtà e che non consente loro di vivere nella società in maniera consapevole. Ecco, che almeno i genitori fossero, come dire, al corrente di cosa c'è dentro i telefoni dei propri figli, secondo me avremmo già risolto 3/4 dei nostri problemi. E come si risolve, dottor Quagliotto, questa aggressività quando arriva questo ragazzo in carcere? Sto parlando di maggiorenne, magari anche per la prima volta. Qual è il comportamento? Noi siamo anche curiosi di capire. Fuori fai di tutto, come arrivi là? Qua cambia tutto. Infatti io dico sempre che bisognerebbe veramente vedere prima per non arrivarci dopo com'è la situazione, anche perché non penso sia un carcere repressivo, è un carcere che ha bisogno di spazi, lo hanno detto chiaro e tondo quello che abbiamo sentito, le voci erano voci di spazi. Prego, dottor Quagliotto. Cioè, come si gestisce la violenza? Allora non è che esista, ci sono due step, diciamo. C'è è chiaro che se la violenza sfocia in azioni di danneggiamento, di aggressioni verso altri detenuti, verso il personale, perché poi sapete, la violenza verso le persone non è diretta soltanto al personale, ma può essere anche diretta verso altri compagni di detenzione. Ovviamente lì interviene la polizia penitenziaria, c'è tutto, come si può dire,
un modus agendi, un protocollo che prevede come agire in questi casi, l'immobilizzazione del soggetto, che non si faccia male, eccetera, eccetera. Poi comunque non dimentichiamo che c'è sempre il presidio sanitario all'interno del carcere, bene. Ma la violenza conclamata quindi è quella che può essere bloccata come viene bloccata nelle piazze, chiaro. Ma questi sono episodi rarissimi, ovviamente. C'è tutto un discorso di prevenzione, cioè di intercettare prima che esploda la violenza, no? Prima che esploda, che voli lo schiaffo, che voli il pugno, che si inneschi la lite. Devo dire che vivere in carcere è un po' come vivere in barca, è difficilissimo. Molto difficile, io i viaggi in barca non ne faccio mai per questo motivo qui, nel senso che la convivenza è un fattore di stress enorme dal punto di vista psicologico, e devo dire che la capacità delle persone detenute di mantenere un equilibrio la vedo ogni giorno. Non si può dire che ci sia una presunzione di violenza nelle persone che sono dentro, no? Ogni tanto sento in carcere è pericoloso lavorare, è pericoloso anche andare in piazza Pio X? No, certo. Abbiamo visto, non è quello il problema. Sicuramente più che un discorso di violenza repressa, c'è un discorso di ansia che va gestita, e questo sì, perché chi è privato della libertà, adesso al di là del giudizio morale o giuridico che può stare dietro a questa permanenza, è una situazione che va gestita multidisciplinarmente, cioè non c'è soltanto una professionalità che deve gestire questa situazione, ci sono varie professionalità, quelle della polizia penitenziaria, quella della sanità, quella dello psicologo, quella degli educatori, perché poi alla fin fine l'importante è saper gestire tutte le notizie che intorno ad una persona provengono da questi canali, perché un detenuto con me parla di alcune cose, col cappellano ne parla di altre, con l'educatore ne parla di altre, come facciamo noi fuori, e quindi l'importante per avere una visione completa anche in funzione di prevenzione è questo scambio di informazioni. Però dottor Quagliotto, tutte le persone all'interno delle celle lavorano tutte o viene fatta una selezione? No, allora ci sono dei lavori che sono a rotazione, perché ovviamente sono i cosiddetti lavori domestici di manutenzione del fabbricato, di pulizie, di cucina e altre lavanderia, e lì di solito sono rotazioni trimestrali per poter dare a tutti la possibilità di svolgere un lavoro. Poi ci sono altri detenuti che vanno in semilibertà e quindi escono la mattina. Ma la maggioranza quando rimane in cella tutto il giorno? Allora, ci sono due circuiti differenziati, uno più aperto, si apre alle 8 del mattino e si chiude alle 6 del pomeriggio, e possono essere, le celle sono aperte e possono girare per il corridoio, eccetera, e andare alle aule scolastiche o al cortile dei passeggi. Poi c'è una sezione più piccola, un piano un po' più piccolo, in cui le persone invece per la loro particolare problematicità devono rimanere chiuse nelle camere di pernotto, così si chiamano tecnicamente, e se escono per andare a fare l'aria, per andare a fare i colloqui o altre attività, comunque per più di 8 ore, per almeno 8 ore al giorno, ecco, devono star fuori dalla cella, vengono accompagnate dalla gente. 8 ore al giorno fuori dalla cella? Sì. Poi noi non le sappiamo, questo non so se il sindaco le sapeva, ma mi sembra che sia importante anche capire. Non è che sei obbligato, certo. Però c'è l'opportunità di poterlo fare. Non è che lo fa 24 ore su 24 dentro in cella? No. C'è qualcuno che magari decide di rimanere, non è interessato alle attività, oppure invece che fare tutte le ore d'aria se ne preferisce stare in cella. Insomma, c'è una
che quante cose impariamo. Noi siamo anche curiosi, perché non è che puoi entrare con le telecamere dappertutto, ma una volta se ci facessi entrare non sarebbe male, perché abbiamo il diritto, anche perché poi sono nostri soldi che paghiamo queste persone, perciò è giusto anche capire e l'opinione pubblica, ecco, non abbia le idee confuse, perché veramente non si sa. Abbiamo Stefano, se fai velocissimo. Stefano? Ciao Mirella, faccio presto a dirti una cosa solo. Allora, io sono il solito Stefano che ti ha telefonato la settimana scorsa. Sì. Il ragionamento è uno solo. Una volta avevamo le tre figure importanti in un paese: il medico, il maestro e il sacerdote. Noi bambini, i nostri genitori, se non rispettavamo queste tre figure, prendevamo delle belle scarpate. Quando andavo a scuola io avevo il maestro, avevo il bastone. Se andavo a casa gli dicevo a mia mamma: guarda che il maestro quel bastone non mi faceva male, però. E lei sa cosa faceva? Me ne dava altrettante. Qua siamo, se non torniamo indietro, che i figli devono rispettare le figure importanti, non andiamo da nessuna parte. Grazie Stefano, ognuno faccia le proprie riflessioni, devo chiudere assolutamente. Avvocato Sprezzola, come ci saluta velocissimo? Grazie per la partecipazione, perché l'argomento carceri è un argomento attuale e dal punto di vista conoscitivo non molti sanno come funziona, per cui il dottor Quagliotto è stato molto chiaro nel dire le cose come funzionano, magari qualcuno può capire anche meglio anche il ruolo di noi professionisti a volte quando ci troviamo a difendere queste persone, oppure dal lato opposto del pubblico ministero quando si trova a dover decidere provvedimenti che limitano la libertà personale. Ecco, l'importante è capire che se vengono emessi provvedimenti di questo genere, il detenuto non è una persona di cui bisogna dimenticarsi, è una persona che comunque nel luogo dove si trova e viene accolto con un tentativo di rieducarlo, che è un tentativo di rispettare. Devo chiudere, avvocato, perché ho forato, devo assolutamente chiudere. Ringrazio veramente il dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso. Grazie all'avvocato Luca Sprezzola, esperto in diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale. Io ho messo provvidenziale perché per me il lavoro è provvidenziale. Ecco, se uno lavora forte non ha più voglia di fare tante cose. Vedremo se ci riusciremo. Grazie anche al sindaco di Vigo Novo, Luca Martello. Ecco, abbiamo parlato di altro, anche perché è giusto anche staccare un po' la spina. È Natale, siamo tutti più buoni e più bravi. E adesso andiamo a sentire i solisti veneti.